Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di martedì 14 maggio, il meraviglioso martedì 14 maggio, perché sia meraviglioso è inutile dirlo, lo è a prescindere, come diceva il principe De Curtis. Diamo uno sguardo alle agenzie di stampa prima dei quotidiani. In primo piano sull'Ansa.it, per altramente, le europee e lo stop alla tensione nelle piazze, lo slogan di Di Maio che richiama Salvini. La replica: i reati calano mentre aumentano i morti e gli infortuni sul lavoro, cioè è colpa tua, no, è colpa tua, dice Di Maio a Salvini, Salvini a Di Maio e viceversa. Insomma, cosa sta succedendo nella maggioranza? Troppa tensione nelle piazze, dice Di Maio, richiamando Salvini. Vedo e sento molto nervosismo in Italia, ha detto il vice premier Luigi Di Maio, scrivendolo su Facebook. Alla Sapienza oggi sono tornate le camionette delle forze dell'ordine, come non accadeva da tempo. C'è una tensione sociale palpabile, non solo a Roma, come non si avvertiva da anni. Sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati. Nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non fa bene a nessuno, scrive Luigi Di Maio su Facebook, con un appello a tutte le forze politiche anche all'interno del governo. Basta slogan, basta polemiche, vogliamo lavorare, dice Di Maio. Non mettetevi a ridere. La politica, dice, deve fare le cose. Siamo stati eletti per questo. Noi le stiamo facendo e domani parleremo di sanità. Con una cosa chiara: le nomine nella sanità devono basarsi sul merito e su nient'altro. Per troppo tempo sono state decise da politici che a tutto pensavano, tranne alla nostra salute. E annunceremo una cosa importante: il 15 maggio, domani, ci sarà il primo tavolo per stanziare 1 miliardo in favore delle famiglie italiane. C'è il salario minimo pronto che fissa a 9 euro lordi la paga minima oraria per ogni lavoratore, da cameriere a magazziniere. Aspettiamo una risposta su tutto questo da parte della Lega. Intanto Salvini va all'attacco sulla flat tax e Di Maio e Zingaretti parlano di razzismo che non c'è. Gli italiani non sono violenti, né egoisti, né razzisti. PD e 5 Stelle si sono forse coalizzati anche contro autonomie e flat tax per aprire i porti ai clandestini? Di Maio parla di tensioni nelle piazze e mi sembra che le uniche minacce di morte siano contro di me. Per il resto i reati in Italia sono in calo ovunque, mentre purtroppo sono in aumento i morti e gli infortuni sul lavoro, visto che Di Maio è ministro del lavoro. Aperta la questione rimpatri, dopo le aperture del premier Conte e del ministro degli esteri Moavero, il titolare del Viminale, Salvini, intende proporre, a integrazione del decreto sicurezza bis, un fondo ad hoc presso la Farnesina, obiettivo dare incentivi ai paesi che si dimostrano collaborativi nel settore rimpatrio dei clandestini, auspicando che dopo il voto del 26 maggio sarà l'Unione Europea a farsi carico di questi interventi. Questa è l'apertura dell'Ansa. Poi l'Inter non sbaglia, il Chievo KO, i nerazzurri tornano terzi e Meloni, Giorgia, Fratelli d'Italia, la riforma per dare la stabilità è il presidenzialismo, un vecchio cavallo di battaglia della destra italiana. Forum all'Ansa con la leader di FDI, no a inciuci PSE e PPE, infrastrutture e TAV fondamentali per l'Italia. E poi ancora la Cina sfida i dazi di Trump, ma gli Stati Uniti rilanciano e le borse vanno giù. Il maltempo, allerta rossa in Emilia per la piena dei fiumi, e in Rai è arrivata la relazione sul caso Fazio, confronto De Santis, amministratore delegato, mentre sempre dal primo piano dell'Ansa una novità che viene dalla Cassazione a proposito di multa impugnabile se l'autovelox è nel senso di marcia opposto. Per la Cassazione sono da rifare le prescrizioni del decreto prefettizio. Ci si può far cancellare una multa, una sanzione rimediata per eccesso di velocità quando è stata elevata dopo rilevamento con autovelox. La multa è impugnabile se il decreto che autorizza il posizionamento dell'autovelox prevede la sua installazione sul senso di marcia opposto a quello in cui viene effettivamente sistemato. Un cavillo, dirà qualcuno, mentre sul Gran Sasso da chiudere, chiarimento tra Ministero Infrastrutture e Strada Parchi, si va verso un'intesa. Poi c'è l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano alla Sapienza, ragazzo aggredito da un militante di Forza Nuova, uno schiaffo dopo una discussione dove sono radunati gli esponenti di estrema destra, scrive ancora l'Ansa. Mentre diamo un'occhiata anche alla dnkronos.com, l'agenzia di stampa apre con Lucano che dice l'appena citato ex sindaco pro migranti di Riace alla Sapienza di Roma
tra il sit-in antifascista e quello di Forza Nuova. Lucano dice: fermeremo l'onda nera che avanza. Poi ancora in primo piano la politica interna, equilibrio sottile tra Salvini e Di Maio, l'allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna e una madre su Facebook: mio figlio malmenato al comizio di Salvini, la mamma di uno dei ragazzi che ha contestato ieri a Settimo Torinese il ministro. Mio figlio e la sua ragazza oggi in piazza a contestare pacificamente e democraticamente il vostro ministro di sto cazzo, prima malmenati, poi portati via, scrive la mamma, con la forza da poliziotti, la mamma con un linguaggio molto espressivo, per così dire, prima malmenati, poi portati via con la forza da poliziotti in borghese. Davide chiuso in una camionetta, foto segnalato, messo sotto interrogatorio. Davide tornato a casa da poco con addosso segni evidenti. Venite adesso, se avete le palle, a dirmi che siamo in democrazia. Fasci di merda, mi fate schifo, scrive su Facebook la madre di uno dei ragazzi che ha contestato ieri a Settimo Torinese il ministro Salvini. Al post è collegato il video in cui si vedono i due ragazzi portati via, ben presto diventato virale su Facebook. Rispondendo a uno degli utenti che ha condiviso il post, la donna ha spiegato: sono la madre di Davide, il ragazzo che vedete nel video. In risposta a coloro i quali sostengono che doveva starsene a casa, che io non gli avrei dato buona educazione, che mio figlio è delinquente dei centri sociali, dico solo che vi auguro un giorno di poter essere anche voi così tanto fieri di vostro figlio. Un ragazzo di 18 anni che invece di poltrire sul divano ha scelto di far sentire la sua voce, di opporsi all'intolleranza, alla violenza, al qualunquismo, fortemente voluti da questo ministro dell'odio. Mio figlio era in quella piazza per sua scelta, in autonomia, senza compagni di merenda, né armi o atteggiamenti di sfida. Si è trovato nel mezzo, picchiato, fotosegnalato, sbattuto in una camionetta, senza aver fatto nulla. E a testimonianza di quanto scrivo esistono video girati da persone presenti. Oggi ho testato sulla mia pelle che finché non capita a te non sai veramente cosa vuol dire. Voi pensate come volete, noi continueremo a scendere nelle piazze in difesa di diritti anche vostri, scrive la madre su Facebook denunciando il figlio malmenato al comizio di Salvini a Settimo Torinese. Mentre lasciamo il primo piano della adnkronos.com e andiamo a dare un'occhiata anche all'agi.it. Il nuovo codice della strada, multe più salate, stretta sulla droga. Il testo base di 5 Stelle Lega arriva in commissione trasporti, giro di vite sull'uso dello smartphone. Il primo piano sulla questione del nuovo codice stradale, tempi duri per i trasgressori del codice, il testo predisposto da 5 Stelle Lega con alcune proposte accolte dell'opposizione dovrebbe essere votato oggi, Commissione Trasporti della Camera. Senza l'aumento della velocità a 150 km sulle autostrade a 3 corsie, senza la possibilità per le bici di andare contromano, senza il divieto di fumo alla guida. Inasprite le sanzioni, introdotto il divieto di uso di smartphone, computer portatili, notebook e tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Per la prima violazione la sanzione amministrativa attualmente prevista da 161 a 647 euro viene innalzata tra 422 e 1697. Introdotta la sanzione amministrativa accessoria, sospensione della patente da 7 giorni a 2 mesi. Nel caso in cui il trasgressore compia ulteriore violazione nel biennio, sanzione da 422 a 1697 euro. Oltre alla sanzione accessoria, sospensione patente di guida da 1 a 3 mesi, raddoppiata la decurtazione punti da 5 a 10. Parcheggi gratis per le vetture destinate ai disabili. Per chi sosta sugli spazi disabili o parcheggia su marciapiedi, aumento della decurtazione punti da 2 a 4 e aumento delle sanzioni amministrative. Multe per gli automobilisti da un minimo di 161 euro, non più 85, a un massimo di 647, non più 334. Raddoppiata la cifra per i ciclomotori da 80 a 328, più che raddoppiata. Prevista anche una decurtazione di 2 punti per la sosta su spazi riservati alla ricarica veicoli elettrici. Si modifica l'articolo 115 codice strada sui requisiti di età e psicofisici per la guida di veicoli e conduzione animali. Chi non ha i requisiti e viene coinvolto in un incidente pagherà il doppio della sanzione. Nel caso di rifiuto sottoporsi ad accertamento, sanzione amministrativa da euro 422 a 1697. Poi per la guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope, modifica il reato, si configura al solo ricorrere della presenza di una sostanza stupefacente nel corpo del conducente. Si prevede che l'uso di queste sostanze possa essere dimostrato attraverso accertamenti sulla saliva.
Altre modifiche, strisce rosa non solo per le donne in stato di gravidanza ma anche con figlio di età non superiore ai 2 anni, consentito sulle autoambulanze il trasporto di un accompagnatore, per veicoli a 4 ruote, trasporto merci, sistemi per la guida assistita, segnaletica stradale, messaggi sociali, bla 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 bla. Basta, fermiamoci qua perché è troppo lunga. Mentre un robot italiano minaccia di mandare a casa migliaia di magazzinieri di Amazon, scrive ancora l'AGI in prima pagina. Il macchinario prodotto dall'italiana CMC di Città di Castello si chiama Carton Wrap, è un sistema di packaging automatico in grado di fare i pacchi da spedire in maniera fino a 5 volte più veloce rispetto a un dipendente, ne fa 600-700 mila in un'ora. Proteste negli Stati Uniti, l'azienda ridimensiona l'allarme, l'azienda in questo caso è italiana. Poi il Movimento 5 Stelle insiste sul conflitto di interessi ma teme una controffensiva su Rousseau e Casaleggio. E infine il traforo del Gran Sasso che rischia di chiudere la Procura di Milano, che ha chiesto 1 anno e 1 mese di carcere per il sindaco Sala, non per sé ma per il bene dell'Expo. L'accusa riconosce a Giuseppe Sala il non disvalore dei fatti posti in essere per realizzare velocemente l'Expo, ma chiede di condannarlo a 1 anno e 1 mese di carcere perché il reato di falso materiale ideologico nell'inchiesta sulla piastra, la struttura di base dell'Expo, è documentato e provato, dice la procura. Per arrivare in tempo ad aprire i cancelli dell'Expo, il sindaco, che guidava la macchina, avrebbe scelto la via più rapida, sostituire 2 commissari incompatibili tra quelli chiamati ad assegnare il ricco appalto per costruire la piastra, cioè il sindaco ha retrodatato di 13 giorni 2 verbali, cambiando 2 nomi. Nel suo interrogatorio Sala aveva sostenuto che il falso era innocuo, perché la gara si era comunque svolta in modo regolare e che lui non si era accorto delle date fasulle. Non è credibile quando cerca di minimizzare il problema, ha detto il sostituto procuratore generale Gaballo. Era amministratore delegato della società appaltante. Non è verosimile che qualcun altro abbia potuto assumere una decisione così grave senza la sua approvazione. Poco importa che non sapesse di fare qualcosa di sbagliato, perché per il reato di falso il delitto è perfetto, dice il procuratore, anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di nuocere, ma anche con la convinzione di non produrre alcun danno. Sala ha detto di non ricordare nulla della firma dei documenti, pur avendo riconosciuto di averli sottoscritti il 31 maggio 2012 e di non avere controllato il contenuto degli atti, fidandosi dei collaboratori. Ma, confuta il procuratore generale, il sindaco Sala non è credibile laddove cerca di minimizzare il problema, che invece era grave, dal momento che poteva pregiudicare la realizzazione dell'evento. Non era necessario essere giurista per capire i rischi di contenzioso amministrativo che ne potevano derivare. Sala e i suoi, secondo l'accusa, temevano che il pasticcio della sostituzione dei commissari avrebbe potuto portare a ricorsi delle aziende perdenti. Quella era la gara più importante di Expo, la piastra. Così si sarebbero ostacolati i lavori che già erano a rilento. Per rendere inaccettabile la sanatoria decisero di non fare risultare nei verbali per rendere inattaccabile la sanatoria, decisero di non fare risultare nei verbali la vera motivazione della sostituzione dei 2 commissari, facendoli dimettere e motivando con generici impegni di lavoro. Un falso che non sarebbe stato innocuo. Sarebbero stati messi in pericolo i valori protetti dalla norma che punisce il falso, in particolare la fiducia dei cittadini negli atti prodotti dalla pubblica amministrazione. Così è il motivo che spiega l'agenzia AGI per cui Sala è finito sotto richiesta di 13 mesi di galera. Intanto andiamo a dare un'occhiata alla pagina di Matteo Salvini e respiriamo l'aria che tira tra di lui e Di Maio. Aria ottima, aria meravigliosa, una comunità di intenti fantastica, come abbiamo già visto. 22 ore fa scriveva Salvini, la nave ONG Sea Watch, bandiera olandese, che sta navigando nel Mediterraneo in direzione Libia. Avviso ai naviganti, scrive il Capitan, non pensino di aiutare scafisti a imbarcare immigrati e dirigersi verso l'Italia, perché verranno fermati con ogni mezzo scritto maiuscolo, lecito, consentito. L'avviso è rivolto anche ai nostalgici dei porti aperti presenti in Parlamento. Piazza strapiena a Legnago, Verona, quanta speranza e fiducia, scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Oggi è il 14 e Salvini è in quel del Veneto, Montecchio Maggiore, Arzignano e Verona, nella precisione. Questo per quanto riguarda la sola mattinata. Dopodiché abbiamo Negrara alle 13.30, San Bonifacio Verona alle 15.30 e poi ancora alle 17.30 di nuovo a Verona e poi a Carpi Modena in serata alle 20.30. Un bel calendarietto mica da ridere. Mentre rimaniamo sempre alla prima pagina, la pagina Facebook di Matteo Salvini, bello in vista dopo i primi 2 post, cosa troviamo?
Sapete cosa vi dico? Vi lascio programmi TV, giornali e telegiornali che fanno solo comizi di sinistra, mi tengo i milioni di italiani che ragionano con la loro testa. E poi a Bassano del Grappa mi sono commosso, spero di continuare a fare sempre meglio, sempre di più per meritarmi questa fiducia. La pioggia non ci ferma, una piazza incredibile a Bassano del Grappa. Non votavo da tanto tempo, ma stavolta voto Lega. Riportare la gente ad avere fiducia è la più grande soddisfazione. Voi quanti ne avete sentiti? Poca gente stasera a Schio con la Lega, una piazza stracolmissima in diretta da Schio, eccetera, eccetera. Mentre Luigi Di Maio che ci racconta sulla sua pagina Facebook. Lo vediamo subitaneamente. Cosa scrive Gigi Di Maio? Allentiamo le tensioni, lavoriamo, l'intervista a Quarta Repubblica, abbiamo troppe cose da fare. Flat tax, salario minimo, legge sul conflitto di interessi, aiuti alle famiglie che fanno figli. Sono cose che gli italiani ci chiedono, dobbiamo metterci al lavoro, i cittadini non meritano questo clima, ma fatti concreti. Ci hanno votato per questo, noi abbiamo il dovere di soddisfarli. Poi vediamo un'intervista a Repubblica su Di Maio, oltre che a Quarta Repubblica. Oggi Di Maio è a Perugia, poi a Fano, questo ci racconta sulla sua pagina Facebook, e poi sono tornato in Sicilia, a Caltanissetta, splendida vittoria di Roberto Gambino, quella di Enzo Alfano a Castelvetrano, forza, dichiarazioni della stampa in diretta da Caltanissetta, insomma, roba da campagna elettorale. E adesso andiamo, no, prima ricordiamo la fidanzata d'America, Doris Day, che è morta a 95 anni, una cosa del genere, perché era del 1924. Qui in un film meraviglioso di Hitchcock con James Stewart, l'uomo che sapeva troppo. All'interno del film poi lei canta un pezzo fantastico, meraviglioso. Il film, come tutti quelli di Hitchcock, è stupendo e racconta sostanzialmente di due ingenui americani in vacanza in Marocco con il figlio. Una spia francese muore tra le braccia di lui, di James Stewart, nel mercato di Marrakech, e la coppia scopre che il figlio è stato rapito e portato in Inghilterra. Non si fidano più di nessuno e i coniugi precipitano in un incubo di spionaggio internazionale, omicidi e terrore. Si renderanno conto di avere la vita appesa a un filo e mano a mano si avvicinano alla verità. E poi c'è la scena cruciale nella famosa Royal Albert Hall londinese. Insomma, un film meraviglioso con James Stewart e appunto Doris Day, scomparsa ieri. Hotel. Siete molto gentili, dottore, ma devo sbrigare prima alcuni affari. Ah, sì? E voi di cosa vi occupate, signor? Comunque verrò da voi più tardi e così prenderemo l'aperitivo insieme. Sì, venite nel nostro appartamento, staremo più tranquilli. In tal caso vi inviterò a cena. No, sarete nostro io ospite. conosco bene Marrakech, vi condurrò in un ristorante arabo caratteristico. Vi servono delle strane vivande molto esotiche. Beh, siamo venuti qui per questo. Che ne dici, Joe? Di una di quelle famose notti arabe. Sarà una gioia. Che mezzo volete prendere per andare all'hotel? Un taxi? Una carrozza? Ah, non so. La carrozza! Voglio andare in carrozza! Quella mi ha l'aria di una carrozza. A più tardi. Arrivederci. Ci vedremo per il cocktail. Bene, arrivederci. Arrivederci. Andiamo. Siediti accanto al vetturino. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. È intervistato da Annalisa Cuzzocrea. I moderati siamo noi e la Lega la pianti coi fucili, i fuciletti del ministro Salvini. C'è chi soffia sul fuoco, temo che esasperando i toni aumenti la tensione sociale. L'ultradestra è un pericolo, siamo in democrazia, ci davano per morti, il voto in Sicilia dice che siamo l'unica proposta di cambiamento. L'autonomia? Non spaccheremo il paese, ci davano per morti e invece, dice Di Maio, tirando un sospiro, il vicepresidente del Consiglio e il capo politico dei 5 Stelle non vuol parlare dei rapporti tesi con Salvini, siamo entrambi molto impegnati, mettiamola così, ma lancia un messaggio: basta soffiare sul fuoco, dice Di Maio, l'ultradestra è un pericolo. In Sicilia il movimento ha tenuto, vinto in 2 comuni.
Il movimento è solido, l'unica proposta di cambiamento, dove non abbiamo vinto noi, ha vinto questo nuovo Nazareno tra PD e Forza Italia. Ma negli ultimi giorni con Salvini è lite su tutto. Sulla Diciotti, però, quando c'è stato da votare per evitargli un processo, non avete esitato. Non si tratta di litigare, dice Di Maio a Repubblica. Semplicemente sono una persona moderata, dice ancora Di Maio. Quando l'asticella si sposta troppo, come accadde a Verona, dice ancora il capo politico dei 5 Stelle, dove c'era gente che andava dicendo che la donna deve stare a casa a pulire, o quando vedo sui social il ministro dell'Interno che imbraccia un fucile, allora dico la mia, dice Di Maio. Di questa storia della Diciotti non se ne può più. L'immigrazione va controllata, dice ancora il ministro Di Maio a Repubblica. Un cedimento rispetto al fatto che tutti sono uguali davanti alla legge. Il ministro dell'Interno lo è di meno? È diverso, risponde Di Maio. Abbiamo rivendicato quell'azione come governo, anche se la vera risposta all'immigrazione è la redistribuzione che ora sta funzionando. Si è pentito della definizione ONG taxi del mare? Chiede Annalisa Cuzzocrea. Diverse procure, risponde Di Maio, hanno appurato il comportamento illecito di alcune ONG. Non ho mai generalizzato. Inchieste in corso e nessuna condanna sono state aperte quando le procure hanno avuto prove di contatti. Se le forze dell'ordine hanno sequestrato navi è perché, secondo i giudici, ci sono delle evidenze. Quanto alle manifestazioni di dissenso nei confronti di Salvini in questi giorni in piazza, sono tacitate da sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati. È preoccupato? Non è nel mio stile, risponde Di Maio. C'è un po' di nervosismo, bisogna abbassare i toni, evitare di soffiare sul fuoco. Ho fatto tante piazze, non ho mai avuto questi problemi. Chi viene a protestare per delle vertenze lo incontriamo sempre. Poi c'è il caso del sottosegretario Siri. Ha svelato una faccia della Lega che pensavo appartenesse al passato, e ora anche il riavvicinamento in Europa con Berlusconi. Il governo è bloccato da una campagna elettorale permanente. Sulla legge sblocca cantieri siete allo scontro, dalle autonomie alla sanità, salario minimo, flat tax. Avete proposte opposte, cioè non c'è nulla su cui andiate d'accordo, scrive, anzi domanda Repubblica. Che senso ha? Ho lanciato la proposta di un tavolo, dice Di Maio, per mettere a punto flat tax e salario minimo. Una loro proposta e una nostra, entrambe nel contratto. Lei ha sentito risposte, quindi questa domanda non la deve rivolgere a me. Nuove elezioni. In base alle vostre regole lei non potrebbe ricandidarsi, dice l'intervistatrice a Di Maio. L'unica paura che ho, risponde il capo politico dei 5 Stelle, è che l'esasperazione di certi toni possa aumentare il livello di tensione sociale. L'ultradestra è un pericolo, siamo in democrazia. Per quanto riguarda invece la fine del limite dei 2 mandati, non è all'ordine del giorno. Il Movimento 5 Stelle dopo le europee farà uno scatto in avanti, ci struttureremo, possiamo crescere ancora. Alleanze con liste civiche è uno dei cambiamenti di cui le assemblee regionali stanno conducendo. Domanda Repubblica: se il Movimento avesse un risultato inferiore al 20%, si dimetterà da capo politico? E se non fosse così, risponde Di Maio, non rispondo ai se. È disposto a sacrificare i ministeri per tenere in vita il governo? Le elezioni europee, risponde Di Maio, servono a costituire il Parlamento europeo. Quelle nazionali ci sono già state e gli equilibri non cambieranno. Quanto alla premiership, potrebbe andare alla Lega se sfondasse il 35%? Il presidente Conte, risponde Di Maio, sta svolgendo un lavoro straordinario. La Lega non ha mai chiesto nulla, è uno scenario che non esiste. Si parla poi di autonomie. La ministra Stefani porterà il disegno sulle autonomie al prossimo Consiglio dei Ministri. In cosa va rivisto il progetto? Ma lei lo ha visto? Noi ancora no, risponde Di Maio. Ho visto un'informativa di una paginetta. Un punto di incontro si troverà, ma non si pensi di spaccare il paese in 2. Se un cittadino deve curarsi al centro o al sud con le tasse che paga, deve poter usufruire degli stessi servizi e tecnologie. Lo stesso vale per l'istruzione. C'è poi il capitolo Raggi, che deve pensare prima ai romani che ai rom, anche se i rom sono legittimi assegnatari di un appartamento e sono minacciati da Casa Pound. Ho già smentito questa cosa, dice Di Maio. Le minacce che ha ricevuto quella famiglia e la sindaca stessa sono inaccettabili. Non bisogna sottovalutare il livello di tensione sociale, c'è chi soffia sul fuoco. Quanto alla Lega, io sono sempre lo stesso. Se la Lega torna su posizioni più moderate e la smette con fucili, armi e carri armati, si deve continuare.
4 anni per mantenere quello che abbiamo promesso. Votare multe per chi soccorre in mare, come prescrive il decreto sicurezza bis. Il decreto l'ho letto sui giornali, ho già detto che mi sembra un'altra trovata per nascondersi dal caso Siri. Mi preoccuperei piuttosto dei rimpatri. Avevo sentito tante promesse, ma nei fatti c'è poco. Ultima domanda: se Atlantia fosse l'unica speranza di salvare l'Italia, cioè i Benetton, come pensano in molti, sarebbe disposto a cedere? Non esiste mai un'unica soluzione, altrimenti non sarebbe una soluzione ma un obbligo. L'obiettivo è fare il meglio per rilanciare l'azienda. Così Di Maio su Repubblica. Naturalmente il titolo è sempre molto più ad effetto del contenuto di tutto il ragionamento. I moderati siamo noi, la Lega la pianti coi fucili. I moderati siamo noi, buh. È virgolettato oltretutto. Dov'è che lo trovate nel testo? Comunque andiamo al Corriere della Sera, la prima pagina, la foto innanzitutto. La foto dei fiumi in piena, le alluvioni, la primavera che non c'è, il fiume Savio nel Cesenate in Romagna che ha rotto gli argini, case alluvionate, il maltempo non dà tregua al nord in Emilia-Romagna in particolare, straripati il Secchia e il Panaro nel Modenese, il Savio nel Cesenate, tratte in salvo alcune persone, interrotta la linea ferroviaria che da Bologna porta a Rimini. La protezione civile e i vigili del fuoco hanno raggiunto e soccorso intere famiglie intrappolate dall'esondazione. Scuole chiuse in Emilia Romagna, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. E vediamo anche gli altri titoli dalla prima pagina del Corriere della Sera. Scritte e proteste, Di Maio a Salvini, troppa tensione, il Panaro e il fiume Panaro, non Panaro, giustamente dice il dizionario di pronuncia. Si scivola sempre facilmente. Scritte e proteste dunque, Di Maio a Salvini dice troppa tensione. Via solo gli striscioni pericolosi, risponde il Viminale. E la Lega chiede l'autonomia delle regioni prima del voto. Ci sono ben 2 commenti sul fatto che i 5 Stelle guardano al PD, come scrive Antonio Polito. È solo tattica questa svoltona a sinistra dei 5 Stelle per schiacciare Salvini sull'estrema destra e trovare spazio vitale, oppure è una strategia, un'idea che potrebbe tornare utile dopo eventuali elezioni anticipate, un piano B, la costruzione di un'alleanza alternativa con il Partito Democratico. Considerati i tempi, si tenderebbe a rispondere è tattica. Comunque ragiona Polito intorno alla svolta a sinistra del Movimento 5 Stelle guardando il PD. Cresce il sinistrismo, il leftismo di Di Maio. I suoi sono convinti che l'alleato romperà e stanno cercando un piano B. Il nuovo partito di Zingaretti esclude Ribaltoni, gli scenari rinviati a dopo il voto. L'altro commento è quello di Angelo Panebianco in prima pagina. L'editoriale. La sinistra che torna alle radici. Prima o poi, forse più poi che prima, il governo giallo-verde cadrà, minato da conflitti interni. Non è sicuro che coloro che guidano le opposizioni, PD e Forza Italia, e che si augurano che la caduta avvenga, non provino timore per ciò che accadrebbe dopo. La fine del governo giallo-verde sarebbe il momento della verità, l'ora in cui dovrebbero essere fatte dall'opposizione scelte difficili. Se sei all'opposizione puoi bluffare, goderti la rendita di posizione, ma se il quadro politico si muove, viene meno ogni possibilità di bluff. Prendiamo il caso del PD. Ha iniziato una lenta e cauta marcia di avvicinamento ai 5 Stelle, c'è fra i 2 gruppi un'obiettiva convergenza di interessi, i 5 Stelle per contrastare Salvini trovano utile vendersi come forza di sinistra e non fanno troppo sforzo, così come i loro parenti stretti, i populisti latinoamericani, possono, secondo convenienza, buttarsi a destra o a sinistra, ragiona Angelo Panebianco nel suo articolo di fondo sul Corriere della Sera. Tesi di base, l'opposizione di sinistra che torna alle radici. Se non hai idee, la sola cosa che puoi fare è aggrapparti al passato, come sta facendo il PD, ma il passato non torna. Detto questo, andiamo a vedere anche gli altri argomenti. Un primo piano sul Corriere della Sera. A Roma, il cardinale che ha riportato la luce, Fiat Lux e i problemi che restano. Nel palazzo senza speranza, solo il Papa pensa a noi, dice il Corriere della Sera, portando la voce di coloro che sono gli occupanti del palazzo in questione, che ha riavuto la luce. Nel palazzo entra la Digos, è passato di qui il prete, tutti muti, tutti tranne una bimba. Non è un prete, è un cardinale.
Vincono sempre i prepotenti, è il titolo de Il Tempo di Roma su questa questione, col commento di Franco Bechis. Tutti applaudono la bravata del cardinale e gli occupanti illegali chiedono ancora di più. Umiliati grazie a questa vicenda i veri poveracci che tirano la cinghia e rispettano le leggi. C'è una sola cosa, scrive Franco Bechis, che si è sentito dire ieri da gran parte della classe politica e della stampa: il povero signor Pietro che si spacca la schiena all'alba al mercato a caricare e scaricare cassette di frutta e con quel poco mantiene la famiglia, paga le tasse, le bollette, l'affitto della casa popolare, pur negando ai figli quel che magari hanno quasi tutti i loro compagni di scuola. Bravo scemo, si è sentito dire il signor Pietro, lavoratore comune. E scemo anche lui si deve essere sentito, senza bisogno del coro collettivo, perché in questo paese i furbi sono quelli con la schiena che la schiena non la spezzano, l'affitto non lo pagano, le bollette le buttano nel cassonetto, quasi fosse un insulto riceverle. Il necessario se lo prendono e per il superfluo sanno che basta fare la voce grossa. A Roma come in Italia, scrive Franco Bechis, vincono solo i prepotenti, perché davanti a loro tutti se la fanno addosso. E alti prelati, perfino un cardinale vicino al Papa, si commuovono pure, facendo le sciocchezze che abbiamo visto compiere sabato notte. Il coro di simpatia e gli applausi riscossi dall'elemosiniere pontificio Konrad Krajewski sono il punto di caduta più basso registrato da anni del senso della legalità e del vivere civile, ben più scandaloso di qualche sceneggiata di Casa Pound o altri che tanta indignazione ipocrita ha provocato. Applaudire quel che è avvenuto nella assoluta illegalità e prepotenza di tutti è insulto alla fatica e al sudore di italiani e immigrati per bene che rispettano zitti la legge. È beffa ai veri poveri e ai disgraziati, costretti a vivere in auto o in roulotte. Che pena, scrive Franco Bechis nell'editoriale del Tempo di Roma. Noi torniamo al Corriere della Sera invece velocemente per andare a pagina 2, il caso degli striscioni anti-Lega in primo piano. Il Movimento 5 Stelle dice a Salvini abbassi i toni. L'attacco di Di Maio e la replica: giù i reati ma i morti sul lavoro no. Non sei il benvenuto. Uno striscione laconico senza neanche il nome del destinatario apre una polemica che vede ancora una volta su parti opposte della barricata Lega e 5 Stelle. La scritta, fissa al secondo piano di una palazzina di Brembate prontamente rimossa, era destinata a Matteo Salvini per un comizio. E a Luigi Di Maio, che si dice preoccupato della situazione, accusando in sostanza l'alleato di alzare il livello della tensione, risponde una nota della Lega: tensioni nelle piazze, l'unica novità negativa sono le decine di minacce di morte contro il ministro. Per il resto i reati in Italia sono in calo ovunque. Aumentano invece le morti e gli infortuni sul lavoro, tema di competenza di Di Maio. Nella polemica il PD con Carlo Calenda, Salvini mi pare abbia perso il controllo. Penso agli insulti alla sua scorta, ai commenti contro giornalisti come Fazio e Gruber. È diventato un pericolo per il paese Salvini. Di Maio non è credibile, scopre che Salvini è così proprio ora, 15 giorni dal voto. L'ordine di rimozione dello striscione è stato disposto dalla questura di Bergamo. Per eseguirlo l'intervento dei vigili del fuoco. Salvini, informato dell'accaduto, ha commentato: non ne so nulla, basta che non ci siano problemi di ordine pubblico, poi ognuno scrive quel che vuole, ma la protesta degli striscioni si estenderà. Sabato, manifestazione Lega in Piazza Duomo a Milano, il PD prevede molti striscioni sui balconi e l'Unione Studenti ha invitato a allestire balconi di protesta in occasione del comizio che Salvini terrà a Campobasso mercoledì. La decisione di rimuovere lo striscione di Brembate, ha detto la questura, è stata presa per evitare possibili tensioni come in occasioni simili in passato. Il nervosismo crescente di Salvini, sottolinea il Corriere della Sera, che viene sempre più spesso accolto da proteste, come i selfie che rivelano come protagonisti oppositori politici che fingono di mettersi in posa e dicono e fanno cose polemiche, e la protesta a Settimo torinese che ha provocato la reazione del ministro, il quale è sbottato dal palco, rivolto alla sicurezza. Ma le pare normale quello che sta succedendo? Lo striscione diventa il simbolo di una protesta che monta e mentre la destra alza la testa, anche a sinistra si torna in piazza in massa. Così il Corriere della Sera, che poi intervista l'ex direttore di Sky TG Emilio Carelli, deputato dei 5 Stelle, è Matteo il prepotente, pesa il calo dei consensi, bisogna smettere di soffiare sul fuoco, troppa contrapposizione tra le due forze di governo.
Bisogna capire che il gioco di trasformare la contrapposizione politica in contrapposizione sociale può essere pericoloso per il Paese. Mentre, retroscena firmato da Fiorenza Salzanini sul Corriere della Sera, il Viminale teme il boomerang, intervenire solo per grave pericolo è l'indicazione ai questori per quanto riguarda gli striscioni. Mentre a pagina 4 del Corriere della Sera abbiamo il tema dell'autonomia delle regioni, out del Carroccio e apertura a Berlusconi sull'Unione Europea. Salvini irrita il Movimento 5 Stelle. Da voi asse con Zingaretti? Chiede Salvini. Maggioranza sotto alla Camera. I bookmaker si palpano il petto a cercare il portafoglio, sono pronti a metterci soldi, a scommettere che il Consiglio dei Ministri di lunedì, prima delle europee, non farà registrare alcun progresso sui temi dell'ordine del giorno. La riunione a Palazzo Chigi non è convocata. Una cosa è certa, Salvini intende vedere progressi sulle autonomie regionali. Si sa che hanno un negoziato aperto per l'autonomia Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il negoziato lo richiedono in avvio il Piemonte, la Liguria, le Marche e l'Umbria, e ancora anche la Campania, e c'è un'intervista a Zaia su questo argomento sul Corriere della Sera di oggi. Di Maio si ricordi il nostro ok sul reddito di cittadinanza, la riforma va fatta, non ci sono alternative e l'autonomia non è una fake news, dice il presidente Zaia. L'istanza di maggiore autonomia non viene più solo dalla periferia dell'impero, è diventata nazionale. 3 regioni sono arrivate al termine dell'iter, un'altra decina è incamminata, soltanto Puglia e Basilicata appaiono non interessate. Sono passati 530 giorni dal referendum veneto, partecipazione di oltre 2.300.000 cittadini, abbiamo risposto a tutti, è finito il tempo delle domande e delle perplessità. Quanto alla sanità di Serie A e di Serie B che si creerebbe, sono considerazioni fuori luogo. Serie A e Serie B ci sono oggi, con i cittadini delle regioni del sud che pagano il prezzo del malgoverno. Grave e immorale che gli amministratori di quelle realtà accettino di vedere i loro concittadini costretti a emigrare per le cure migliori. Quanto all'autonomia e alle differenze che si accentuerebbero, tutt'altro, risponde Zaia, perché responsabilizzerebbe ancora di più chi governa le regioni. È l'esperienza di tutti i paesi federalisti a dimostrarlo. E poi Di Maio, attento solo al sud, si ricordi che esiste anche tutto il resto del paese. La ministra Stefani è pronta a portare in Consiglio dei Ministri il testo dell'intesa col governo. Vada avanti e non si fermi, dice Zaia al Corriere della Sera. Salvini ha dimostrato che noi manteniamo la parola, abbiamo promesso l'autonomia, ora è arrivato il tempo di tradurla in pratica. Campagna elettorale, sciocchezze, se non avessimo perso tempo a quest'ora non se ne discuterebbe più. In passato forse avevano diritto i 5 Stelle ad avere riserve, ora no, ma se hanno cambiato idea lo dicano, non esiste un piano B, non ci sono alternative. Sia ben chiaro, qui si tratta di dare attuazione a quel che c'è scritto nel contratto di governo. Non minaccio nessuno, lascio che sia Salvini a condurre la partita, di lui mi fido, ma pongo una domanda. Se non si fosse data attuazione al reddito di cittadinanza caro ai 5 Stelle, il governo sarebbe ancora in piedi? Così sul Corriere della Sera Luca Zaia. Mentre c'è anche da segnalare un'altra intervista sul Corriere della Sera, è quella ad Alessandro Pagano, che è il capo del Carroccio sull'isola, eletto con la Lega in Sicilia, già democristiano poi deputato di Forza Italia. L'aiuto ai 5 Stelle, Forza Italia pensa al potere, aggela noi sconfitti da chi sta con il PD. Di Maio arriva per festeggiare il neo sindaco di Caltanissetta e il leader leghista che ha dato una mano per la vittoria, Alessandro Pagano, vola a Roma replicando alle accuse di chi nel centrodestra lo considera un traditore. Tanti avversari dei grillini speravano in un diverso atteggiamento della Lega al ballottaggio. Impossibile, risponde Pagano, non per colpa nostra, per colpa di Forza Italia in carta pecorita. Hanno sbagliato a insistere sul candidato che non volevamo e a Gela a lavorare per un patto che è solo di potere, nudo e crudo. E sempre dal Corriere della Sera c'è la questione delle 2 inchieste su Fontana e sul sindaco di Milano. Anzi no, più che inchieste, parole di Fontana per far candidare l'ex socio il giorno prima del bando. Il governatore lo ha rivelato ai PM, ha detto ho chiarito tutto, i miei rapporti con Caianiello, il RAS di Forza Italia, ho dato le risposte alle domande che mi sono state fatte, sono più che sereno, ho chiarito la mia posizione, ha detto Attilio
Fontana. Ma scrive il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella, addirittura il giorno prima che la Regione Lombardia diramasse l'avviso pubblico per quanti avessero voluto candidarsi a componenti del nucleo valutazione e investimenti, il presidente Fontana incaricò una componente dello staff di chiamare il proprio ex socio di studio, il consigliere regionale non rieletto Luca Marsico, e dirgli di presentare la candidatura, evidentemente avendo già deciso di incaricare lui una volta che il collega avvocato si fosse proposto all'interno di una soltanto cosmetica rosa di 60 candidati. A dirlo ieri lo stesso Fontana nell'interrogatorio in procura sull'ipotesi di reato di abuso d'ufficio. Mentre per la Piastra Expo il pubblico ministero ha chiesto 13 mesi per Beppe Sala, l'ipotesi del falso, atti retrodatati. La difesa, il sindaco non ne era consapevole, ma il procuratore generale dice era consapevole che avrebbe alterato la fiducia nella imparzialità degli atti amministrativi, eccetera. Intanto, caso Fazio, la mossa dell'amministratore delegato Salini cambiare contratto al conduttore, polemica per il taglio di 3 puntate, e Salvini dice è pagato dagli italiani per fare politica in TV. Intanto c'è una paginata che Fabrizio Roncone dedica al palazzo delle bollette non pagate. A noi, poveri compagnucci, pensa soltanto il Papa. 450 persone in 8 piani, la discoteca nei sotterranei, il blitz delle elemosiniere del Papa che ha riattivato la corrente elettrica per le bollette non pagate dai signorini, occupato nel 2013. Ogni famiglia versa un contributo di 10 euro al mese, il debito delle bollette di 300.000 euro. Arriva un agente della Digos a gambe larghe sopra al tombino della CEA. Il prete si è infilato qui, domanda, e non ottiene risposta, sguardi neutri. Sul marciapiede occupanti bianchi, italiani, anziani, occupanti neri, antagonisti, fotografi, una cronista. La gente si gratta la testa. Voglio sapere, il prete si è infilato qui? Era un cardinale, non era un prete, dice una bambina stringendo la Barbie. Raccontano che l'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewski, si sia calato dal tombino per raggiungere la cabina elettrica, ma non mettere l'interruttore e ridare luce al palazzo occupato. E se è vero, ha rischiato la pelle e ha compiuto un reato. L'unica cosa vera, ha spiegato lui al Corriere, è che questa povera gente non poteva più restare senza corrente. Voltiamo pagina, andiamo alla pagina degli esteri. Rappresaglia cinese da 60 miliardi di dazi, cade Wall Street, un lapsus quasi freudiano. Trump rilancia il negoziato, nuovo round di colloqui con Xi Jinping al G20 di Osaka. Incontrerò anche Putin, ma Mosca smentisce. E poi ancora il primo piano sulla Libia, raccontato da Lorenzo Cremonesi. Così avanza il generale Haftar, la città di Derna rasa al suolo. Le truppe del generale Haftar hanno impiegato 7 mesi per conquistare la città che era in mano alle milizie. È il destino che attende anche Tripoli assediata? C'è poi un altro fenomeno che è legato al sessismo, se ne occupa oggi il Corriere della Sera, si chiama Cat Calls of Turin, Torino. È il gruppo di studentesse torinesi che ha deciso di protestare contro le molestie verbali subite mentre passeggiano per la città. È guidato da 2 ventunenni, Malvina Ghidetti e Giulia Grasso, e dalla fotografa Melissa Lombardi, che raccolgono testimonianze per poi scrivere i commenti indesiderati sull'asfalto delle vie cittadine e sui social. A Torino, in luoghi centrali come i Murazzi, sono comparse frasi del tipo «Ciao bella, ti va un bicchiere? Che belle gambine, tu sì che mi daresti una svegliata stamattina». Il fenomeno è nato negli Stati Uniti, denunciare le molestie verbali si sta diffondendo in molte città europee. In Italia gruppi analoghi a Roma e a Palermo. Cat Calls, l'iniziativa da New York a Torino. Rendere pubblici questi episodi serve a far sentire meno sole chi li subisce. E sempre dal Corriere della Sera intanto c'è Barbara Palombelli che ha scritto un libro, Mai fermarsi, edito da Rizzoli, l'autobiografia di Barbara Palombelli, giornalista, scrittrice e conduttrice, racconta la sua infanzia, anni 50, le avventure professionali, il matrimonio con Rutelli, 4 figli di cui 3 adottati, la laurea in antropologia culturale, la carriera all'Europeo, cronista parlamentare, ora conduce Stasera Italia su Rete 4, dopo alcune edizioni di Forum. Una mamma domatrice si definisce una signora Palombelli, combatto contro l'ansia, con Francesco Rutelli mi sposai in 5 minuti, oggi le mie figlie sognano l'abito bianco, la scuola italiana non aiuta a educare bene i ragazzi, ipse dixit. Chiudiamo con Monsignor Pietro Parolin, cardinale, anzi segretario di Stato Vaticano, che oggi terrà in Università Cattolica
un discorso nel convegno 1919-2019 Speranze di pace Oriente-Occidente. Dopo l'accordo del 18 settembre tra Vaticano e Cina, per la prima volta parteciperanno a un incontro pubblico fuori dal loro paese 2 vescovi cinesi invitati dall'Università Cattolica per il decennale dell'Istituto Confucio. Al convegno anche Franco Anelli e lo storico Andrea Riccardi. I nuovi orizzonti mondiali della Chiesa con Francesco. Nella prospettiva est-ovest i rapporti con la Cina che hanno portato alla stipula dell'accordo sulla nomina dei vescovi. La sfida è mantenere l'equilibrio della pace attraverso il dialogo e non con compromessi tipo Yalta. Molte le attese per una nuova stagione nei rapporti tra la sede apostolica e la Cina. Chiudiamo con Sorgenia. Si muove il gruppo A2A, cioè Milano-Brescia, la vecchia AEM, offerta con il gruppo ceco EPH. La utility lombarda A2A scende in campo anche per reti e clienti luci e gas della Asco Piave in Veneto. Acquisizioni dunque per A2A, mentre rispunta Corrado Passera dalle parti del Corriere della Sera in pagina economica, prima trimestrale della Banca Illimiti fondata da Corrado Passera, è quotata a Piazza Affari dal 5 marzo scorso, la prima trimestrale in linea con le attese. Ha fondato una banca Corrado Passera, mentre segnaliamo ancora dal Corriere della Sera nella pagina di cultura la recensione del libro di Nando Pagnoncelli, il sondaggista, presidente della società di analisi e ricerche di mercato Ipsos Italia. Presenta il suo libro a Milano il 20 maggio alle 18:30 con l'ex direttore di Repubblica Mario Calabresi alla libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele. Il saggio si intitola La penisola che non c'è e tra le altre cose dice Pagnoncelli: noi abbiamo il deleterio primato come italiani delle percezioni errate, abbiamo idee false su tutto, sulla povertà, sul crimine, sugli immigrati, un forte allarme ma anche fiducia nei giovani. Insomma, siamo messi male noi a percezione, percepiamo tutto negativamente, invece come Candido dobbiamo cominciare a pensare che viviamo nel migliore dei mondi possibili, come il Candido di Voltaire, che poi naturalmente pensare di vivere nel migliore dei mondi possibili non è che ti fa ingoiare meglio tutte le fregature che subisci, come nel Candido medesimo. In ogni caso c'è da celebrare anche Aldo Grasso, lo fa all'Università Cattolica di Milano, contadino di un terreno incolto, così viene definito lo studioso e giornalista, una giornata di studi, un libro, La storia del paese, un omaggio ad Aldo Grasso, docente della medesima Università Cattolica. Ha esplorato con passione un fenomeno non inscatolabile entro i dogmi dell'ideologia. La giornata di oggi è la celebrazione di Aldo Grasso in Cattolica, mentre un preside ha annullato un incontro su Filippo Tommaso Marinetti a Torino. Un dibattito importante nel paese dopo la questione Altaforte si riapre, ma a Palermo scoppia un caso. Un editore denuncia discriminato perché di destra. La replica: ho solo escluso chi non era concordato. Non si è capito nulla dai titoli. Cosa è successo? Lo hanno sottolineato alla conferenza stampa finale del Salone del Libro il direttore Nicola La Gioia e la sindaca Appendino. Il Salone ha aperto un dibattito importante per il paese. È in corso uno sdoganamento del fascismo? Come deve reagire l'antifascismo? La libertà di espressione è valore assoluto o sono ammessi dei distinguo? Dopo la decisione su Altaforte, editore vicino a Casa Pound escluso dalla fiera, il Salone annuncia che tornerà sulla questione nella sua complessità, valutando se sia il caso di darsi regole preventive. Ma intanto, proprio mentre si chiude la rassegna, scoppia la polemica per una presentazione annullata a Palermo di un libro di Filippo Tommaso Marinetti. Il volume è un'edizione anastatica de La cucina futurista del fondatore del futurismo. La presentazione si sarebbe dovuta tenere ieri con alunni dell'Istituto Alberghiero pronti a preparare cocktail ispirati dal volume. A proporre l'attività alla scuola era stata BC Sicilia, Associazione per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali. Facciamo pubblicità un pochino anche a questo altro libro, ma Cose dei turchi, avrebbe detto Frassica, mentre a pagina 47 Doris Day, la fidanzata d'America, l'icona anti-Marilyn che stregò anche Hitchcock nel famoso film L'uomo che sapeva troppo, in cui cantava questa canzone al pianoforte. È morta ieri. Doris Day, la fidanzata d'America. Whatever will be, will be. The future's not ours.
Torniamo al Corriere della Sera con la cronaca milanese. In primo piano, violenta l'amica, preso grazie a una vicina, arrestato un ragazzo ecuadoriano 21enne, ha stuprato un'amica 18enne alla Comasina. Decisivi l'allarme e la testimonianza di una vicina di casa. E dopo la direttiva del Viminale sulle zone rosse, dove intensificare l'azione delle forze dell'ordine, ieri in prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza. Il nome è mitigato in zone particolarmente sensibili. Tra le priorità, via Padova, polizia, l'Arco della Pace, Guardia di Finanza, la Darsena, i Navigli, carabinieri. Priorità all'antidroga. Ma in primo piano c'è la questione giudiziaria. Il procuratore generale al processo Expo dice che Sala non è credibile. Condanna a 13 mesi, anche se nessun effetto illecito. Non solo Beppe Sala, accanto alla condanna a 1 anno e 1 mese per falso in atto pubblico dell'attuale sindaco, la procura ha chiesto ieri la condanna a 2 anni per turbativa d'asta dell'ex direttore generale di ISPA Infrastrutture Lombardia, Antonio Rognoni, 8 mesi a Pier Giorgio Baita, ex presidente dell'impresa Mantovani, 1 anno e 9 mesi per l'ex manager dell'Expo Paris per falso e tentato abuso d'ufficio. A loro volta i legali Mantovani hanno chiesto, come parte civile, in un altro capo di imputazione, una provvisionale sul risarcimento dei danni di 3,7 milioni, mentre i legali di Infrastrutture Lombarde hanno spiegato al tribunale perché ritengono di esercitare il proprio ruolo di parte civile non affiancando la pubblica accusa, cioè non concludendo per la condanna di Rognoni. Escludo di aver riguardato dentro le migliaia di pagine di migliaia di atti, aveva detto il sindaco in tribunale quando si era sottoposto all'interrogatorio nella scorsa udienza sulla sua imputazione per la retrodatazione delle delibere di sostituzione di 2 incompatibili commissari di gara per l'appalto della Piastra Expo. Non è che firmassi senza guardare, aveva detto Sala, ma la mia era una verifica sommaria sulla fiducia che i miei capaci tecnici avessero verificato tutto. Ma ieri la procura ha argomentato ai giudici che, ad avviso dell'accusa, tra i testimoni con qualche cognizione giuridica e i testimoni non giuristi, che ricordano si discusse di retrodatazione, sicuramente più attendibili sono questi ultimi, perché nella loro ingenuità meno consapevoli delle conseguenze giuridiche della loro deposizione. Per la Procura Generale, che individua in Pierpaolo Perez, dirigente di Infrastrutture Lombarde, la manina che scrisse materialmente le delibere, Sala non è credibile laddove minimizza una questione che invece metteva tutti in fibrillazione per il rischio che l'impresa, seconda arrivata, avesse il pretesto di fare ricorso al TAR e saltassero i tempi per l'apertura dell'Expo. Per la procura si ricava che è impensabile che una decisione così grave come la retrodatazione delle delibere possa essere presa senza la presenza dello stesso sindaco Sala. Tutta diversa la lettura del difensore di Sala, eccetera. Mentre sempre dal Corriere della Sera in cronaca lombarda, altra questione, il cortocircuito della salute, codice per le esenzioni del ticket e caos all'azienda della salute, l'ATS, l'aggiornamento provoca code e proteste, le scuse del Pirellone che parla di disagi inaccettabili, odissea in coda per un codice cambiato, viaggio nelle sedi ATS prese d'assalto dagli utenti che la burocrazia tratta da clienti. Si va in via Andrea Doria, code, tensioni e proteste, scrive Gian Giacomo Schiavi da un paio di settimane, così in bande nere, poliambulatori sotto assedio, è cambiato il codice di esenzione dal ticket e il cittadino si deve rimettere in fila. E infine, sempre dal Corriere in cronaca milanese, è bella la rubrica sulla Milano vista da personaggi famosi. Oggi si parla della montagnetta di San Siro, municipio 8, progetto di Piero Bottoni che lo dedicò alla moglie Elsa Stella, da cui la collina prende il nome, il Monte Stella, che è diventato a tutti gli effetti un parco. Lo racconta Lorenzo Cremonesi. Milano corre veloce sulle rovine invisibili. Il Monte Stella, creato coi calcinacci della guerra, è un giardino che nulla ha a che fare con le bombe, ricorda però i conflitti a pochi chilometri da noi e i palazzi sbriciolati ad Aleppo o Bengasi, di cui parla Cremonesi nel suo lavoro quotidiano. Modernità e memoria, non lontano dall'attuale istituto Feltrinelli, sulle mura delle scuole di via Brunacci erano indicati i rifugi della guerra. Sul trenino che percorreva il vecchio Sempione si andava a caccia di carne e di verdura fresca. Infine, sempre dalla cronaca lombarda del Corriere, siamo a Pavia dove si vota. Ilaria Cristiani, candidata del PD e di 2 liste civiche, ambiente e lavoro, aiutare i soggetti più fragili
e il leghista Fabrizio Fracassi, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, 2 liste civiche. Lotta ai questuanti, stop ai negozi etnici, tutelerò gli italiani, assessorato per le periferie. Lasciamo con questo il Corriere della Sera e andiamo al Giornale. Anche qui il Giornale si occupa in dettaglio delle vicende giudiziarie. Fontana, nell'ora più dura, scopre di essere popolare. Il presidente della Lombardia, sentito per 3 ore dai pubblici ministeri, trova il calore di politici, piazze e social. L'interrogatorio è andato bene, ha detto Fontana, ho spiegato la mia posizione, sono tranquillo. Poi c'è il sindaco, per cui è stato chiesto 13 mesi di galera, in consiglio, una condanna di 13 mesi, in consiglio comunale le comunicazioni del vice sindaco. I 5 Stelle chiedono verifiche su tutto. Sul comune c'è l'articolo di Luca Fazzo, la mazzata dei magistrati. Punire Sala con 13 mesi di condanna severa per il sindaco. Il caso è il verbale retrodatato per poter fare l'Expo. Il sindaco tenta di minimizzare il problema che invece era grave, poteva pregiudicare l'evento, dice l'accusa. La difesa di Sala, un falso innocuo avvenuto quando la gara d'appalto non era neanche iniziata. Mentre dal Giornale vi segnalo altri 2 articoli in cronaca milanese. Maiorino fa il disturbatore, tanti balconi con gli striscioni anti-Salvini, dice l'assessore della giunta Sala. Sabato il vice premier è in Duomo, la manifestazione tam tam dell'assessore e Gelmini boccia la Lega. Milano non è sovranista, dice l'esponente di Forza Italia. Mentre più di 6 inquilini su 10 non pagano, però i cardinali non si manifestano in questo caso. Metropolitana milanese, proprietaria di una serie di immobili pubblici, ha un buco di 145 milioni in 3 anni. La morosità negli alloggi MM è una voragine che non si riduce. Morosi oltre la metà degli inquilini totali, scrive il Giornale oggi. Gli inquilini residenti in alloggi in condizioni di morosità sono 17.944, la metà del totale. Lasciamo il Giornale. Brevemente andiamo al Giorno, sempre in cronaca lombarda. Ci siamo noi e il concorrente si ritira, le mani del clan di 'ndrangheta dei Molluso a Milano sull'appalto delle metropolitane delle MM che abbiamo appena citato, così intimidivano il rivale. E sempre dal quotidiano Il Giorno, una vista sull'alcova dei disperati, esposto a Rogoredo, sotto casa i tossici che si vendono. I residenti delle vie Boncompagni e La Caita hanno immortalato il degrado sotto le loro finestre. Nei prossimi giorni consegneranno il tutto alle forze dell'ordine. Angoli nascosti da alberi, cespugli che diventano alcove e dalle finestre delle case si vedono benissimo. Un film che va in onda su un terreno di proprietà privata tra le vie Boncompagni e La Caita, pochi metri dai binari di Rogoredo, luogo d'appuntamento in cui a tenere le redini sono donne tossicodipendenti che a detta dei residenti si vendono per 5 euro per potersi permettere le dosi di eroina. Un via vai continuo soprattutto nel weekend, l'apice nel pomeriggio dalle 16 in poi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000
10 19 71. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. Il vortice depressionale che porta maltempo sull'Italia centrale con forti venti e temporali tocca solo marginalmente il nord Italia con alcune nuvole ma senza precipitazioni oggi e domani. Più instabile invece da giovedì per l'approssimarsi dall'Atlantico di una nuova perturbazione che porterà correnti umide meridionali anche nel fine settimana. Vediamo quindi le previsioni per oggi, abbastanza soleggiato con qualche passaggio nuvoloso e sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio, asciutto o solo qualche piovasco isolato sui rilievi, soprattutto Orobie e Valtellina. Fresco all'alba, ma le temperature risaliranno con caldo gradevole in giornata, le massime attorno ai 19-22 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì, per lo più soleggiato su Alpi e Prealpi, ma con passaggi nuvolosi a tratti estesi sulla pianura padana e all'est. Asciutto o 4 gocce al mattino possibili sulla pianura veneta e fino al mantovano e cremonese. Temperature massime in lieve calo, comprese tra 18 e 20 gradi. Per la giornata di giovedì, al mattino ancora soleggiato con qualche nuvola irregolare, nel pomeriggio più instabile, lungo i rilievi soprattutto sviluppo di nuvole torreggianti che porteranno qualche rovescio temporale. Sulla pianura padana invece probabilmente asciutto, temperature massime però in rialzo tra 20 e 23 gradi. Per la tendenza di venerdì, da nuvoloso a coperto, qualche pioggia già dal mattino sulle Prealpi, ma precipitazioni più diffuse nel pomeriggio, comunque soprattutto su Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. La neve sulle Alpi occidentali arriverà oltre i 1800 metri di quota. Per sabato ancora una giornata nuvolosa o variabile, con sempre possibilità di qualche pioggia o rovescio. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Andiamo alla prima pagina del giornale. Cambia il vento, segnali di centrodestra. Tra Salvini e Berlusconi, messaggi di disgelo. Siamo sullo stesso fronte, quello di chi vuole cambiare l'Europa. Di Maio alla Lega, troppe tensioni in piazza. Poi c'è il governo dei fannulloni, decadono 143 decreti, l'allarme della Camera, il braccio di ferro Lega 5 Stelle verso le europee, trascina il governo nella paralisi, scrive il giornale in prima pagina, insieme alle riforme che erano state annunciate e inserite nella combattuta legge di bilancio. Molte sono rimaste sulla carta nonostante il loro via libera in manovra. Manca una mole consistente di decreti attuativi, indispensabili per rendere operative le misure. Secondo i dati Camera sono 143 su 168. Poi visita scolastica con polemica sui social, se fanno scandalo perfino i bambini che giocano a fare i carabinieri. A Cremona la foto dei bimbi in visita
dai carabinieri, più che una testuggine, una tartallegra, i giochini dell'ovetto Kinder degli anni 90. Al massimo le formazioni dei legionari di Asterix, eppure vedere la foto dei bambini di 2 classi di una scuola elementare di Cremona in visita al comando provinciale dei carabinieri ha mandato fuori di testa genitori emotivi e pacifisti. Il fatto che ha scatenato indignazione è che ai piccoli siano stati fatti indossare casco e scudo da assetto antisommossa. In prima pagina ancora sul giornale, la violenza a Roma, sono finiti in carcere 5 componenti della banda di scassinatori Rom che hanno rapinato e ucciso Anna Tomasino, 89 anni, scrittrice, durante il furto nel suo appartamento romano a Monte Sacro. Squadra mobile e carabinieri li hanno cercati per una settimana. 4 serbi, un bosniaco tra 20 e 42 anni. 2 hanno tentato la fuga, gli altri si nascondevano, fino a che uno di loro ha deciso di costituirsi, contribuendo alla chiusura dell'indagine. Mentre il Vaticano è diviso sugli abusivi e il gesto del cardinale di riattaccare la luce, una carità illegale, dice qualcuno, e poi c'è il commento del direttore Sallusti su Fontana e Sala, Milano nel mirino dei pubblici ministeri, chi fa l'Italia e chi la disfa. Per concludere, Carmelo Caruso si occupa di cosa leggono i ministri, se leggono. Da Dostoevskij alla Fallaci, le librerie del governo giallo-verde quali sono? Cosa leggono i nostri ministri? Anzi, a dirla tutta, leggono a pagina 8 la risposta. Da Saramago a Dostoevskij, la libreria giallo-verde. Salvini si divide tra i gialli e la Fallaci. Di Maio studia la storia d'Italia con Montanelli, a Fico piace la fisica. Tra i libri amati dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, Il giocatore di Dostoevskij. Salvini legge Oriana Fallaci, ma anche Mauro Corona, i libri di Andrea Vitali, i gialli di Agatha Christie, ma anche Beppe Fenoglio, il partigiano Johnny, che è un libretto certamente non facile, per dire libretto, è un libro colossale e meraviglioso. Mentre Luigi Di Maio legge il libretto rosso di Pertini, ha detto ultimamente, Lo Stato siamo noi di Piero Calamandrei, e poi la storia d'Italia del nostro Indro Montanelli, scrive il giornale. Tutto molto interessante. A pagina 11 invece il caso affrontato da Gian Michalessin, i sospetti su una ONG, un'organizzazione non governativa che denuncia le fake news. Avaaz è la più potente rete di attivisti online, megafono per l'intervento in Libia e contro Lega e Forza Italia. Più che giudice imparziale, questa associazione Avaaz si muove come attivista politico. Ogni tanto vi sarà arrivata qualche mail anche da parte di questi qua, dove si capisce benissimo che quale ideologia li guidi, tutto legittimo, ma basta essere chiari, non è una roba oggettiva, è una roba di parte. Mentre Salvini sfida la Chiesa, è fesso chi paga la luce? È aperta un'inchiesta, l'elemosiniere del Papa diventa un caso diplomatico, rischia un'indagine per furto, tutti gli inquilini pronti ad autodenunciarsi per solidarietà. Il vice premier sollecita il cardinale a pagare i 300.000 euro di arretrati. Mentre in Germania circola il killer della balestra, 5 morti senza nome e la Germania ha paura. Un uomo e 2 donne uccisi in una pensione in Baviera, altri 2 corpi in Bassa Sassonia. Le ultime 2 vittime erano in casa di una delle prime 3 uccise. Lui aveva una lunga barba bianca, le signore vestivano tutte di nero. E intanto sempre una balestra e 5 morti, 2 località diverse, l'ipotesi di un serial killer con la balestra che sta colpendo in Germania 5 persone uccise con lo stesso tipo di arma. Inusuale, una balestra, giusto appunto. Dopo la scoperta nel fine settimana di 3 corpi in una piccola pensione in Baviera, ieri trovati in un appartamento in Sassonia altri 2 cadaveri, 2 donne, non si sa molto di più, se non per un particolare. I corpi delle 2 donne giacevano nell'appartamento di una delle prime 3 vittime. L'identità delle vittime e i possibili collegamenti tra i 2 fatti sono all'esame degli inquirenti. Mentre in autostrada con gli scooter e arrivano le vie scolastiche, via libera ai 125 gli scooter, ma solo se guidati da maggiorenni in autostrada. Sosta sempre permessa vicino agli edifici per studenti, linea d'arresto e distanza laterale di sicurezza per i ciclisti, via libera a monopattini, pattini a rotelle, skateboard nelle piste ciclabili e aree pedonali, autostrade aperte anche a scooter e motocicli da 125 cm3 di cilindrata, si allunga la durata del foglio rosa fino a 1 anno e poi strade scolastiche che entrano a tutti gli effetti nella classificazione per garantire la sicurezza dei bambini. Sono alcune delle novità del codice della strada sul giornale, mentre sempre dal giornale vi segnalo rapidamente
Il Controcorrente, il settimanale de Il Giornale, con l'inchiesta di Angelo Allegri, lavorare in meno, lavorare in pochi. Il presidente grillino dell'Inps vuole ridurre l'orario di lavoro, ma a tagliarlo ci ha già pensato la crisi. Abbiamo il record di inattivi e di part-time obbligati. All'appello mancano 2 miliardi di ore. Anche la Grecia fa meglio, scrive Il Giornale. Il reddito di cittadinanza, secondo i tecnici, non avrà alcun effetto sui livelli di disoccupazione. Se si guarda agli occupati, la crisi iniziata nel 2008 non è mai finita. Le ore lavorate restano inferiori del 5,1% rispetto al 2008. La popolazione attiva è inferiore a quella greca e i part-time obbligati 1,5 milioni in più rispetto a 10 anni fa. A seguire c'è un altro articolo sul Controcorrente del Giornale, l'inchiesta di Fabrizio De Feo, una chimera chiamata sovranismo alimentare. Il nostro paese fatica a trovare l'autosufficienza alimentare. Produciamo l'80-85% del fabbisogno e in 20 anni abbiamo ridotto dal 7 al 12% la nostra autonomia. L'olio, le tre emergenze sono olio, zucchero e grano. Le scorte dell'olio, 100% italiano, si sono esaurite ai primi di maggio. La Spagna è pronta a mangiarci. Zucchero, ridotta la produzione, chiuse le aziende. Ora la speranza è nella barbabietola del biologico nostrano. Grano, il paradosso, il paradiso della pasta importa grano duro. Da soli copriamo solo il 70% del consumo. Il ruolo dell'agricoltura nell'economia italiana. Potenza agricola, la prima la Francia, seconda la Germania, terza l'Italia. Superficie destinata alle attività agricole 12 milioni di ettari. Gli occupati nel settore agricolo più di 800.000. E lasciamo con questo il Giornale, anzi vi segnalo dal Giornale un'ultima pagina, il bilancio del Salone del Libro secondo Luigi Mascheroni. È calma piatta nell'editoria, si festeggia il passato e non si punta al futuro. Al Lingotto di Torino celebrate tante vecchie glorie, non si vedono nuove collane, sigle o progetti. Bene celebrare Selleri o Buri Meridiani, ma servono altre visioni geniali. La Treccani arriva in libreria, Tournoé si espande e poi si parla molto di podcast, sono le uniche eccezioni. 148.000 i visitatori complessivi quest'anno del Salone del Libro di Torino nei 5 giorni della fiera, 144.000 l'anno scorso. Dal Giornale passiamo a Repubblica, che oggi ci si presenta in una nuova veste grafica e con molte interviste nel carnet. Quella di Maio l'abbiamo già letta, ce ne sono tante altre. La veste grafica, bisogna dire, non è male, è migliore sicuramente della precedente. Salvini, occhio alla ruspa, è il titolo d'apertura, intervista a Di Maio, la smetta coi fucili, l'ultradestra è un pericolo. C'è la presentazione della nuova Repubblica da parte del neodirettore Carlo Verdelli, Il tempo del coraggio. Un giornale è un essere vivente come le persone, piante e fiori, cresce, cambia, si adatta all'ambiente. Se l'ambiente diventa ostile e il clima si fa tossico, se saltano le soglie del minimo comune denominatore di convivenza civile, allora deve inventarsi delle contromisure per reagire. La nuova Repubblica che avete in mano oggi non è tanto un'alchimia editoriale, grafica, pagine, inserti, è la risposta a un vento che si è alzato in Italia, vento forte, non solo in Italia, in direzione ostinata e contraria ai principi fondanti e condivisi della nostra comunità. Per rispondere a questo vento, per farci sentire nel frastuono, abbiamo pensato di alzare la voce, come il fondatore Scalfari ci ha insegnato a fare 43 anni fa. Questa lezione raccolta per tutta la grande stagione di Ezio Mauro e nel penultimo tratto da quella di Mario Calabresi. Alzare la voce non significa rinunciare all'autorevolezza, al rigore, coniugare l'imparzialità nel raccontare col coraggio di denunciare, eccetera. Insomma, le dichiarazioni programmatiche del neodirettore con la Nuova Repubblica. Nuova Repubblica che alle pagine 2 e 3 si occupa dell'Italia sospesa, il viadotto genovese che 9 mesi dopo il crollo non è ancora stato buttato giù, le stazioni del centro di Roma chiuse, nell'incredulità del mondo. Sono le facce di 2 città che lottano senza trovare la forza di ripartire, ma anche l'emblema di un'epoca in cui le energie sono sopraffatte da burocrazia e divisioni. Ponte Morandi di Genova, metropolitana di Roma. Sono le cronache da un paese a metà del guado, mentre sempre da Repubblica il ministro Salvini, latitante, scrive Repubblica, nei primi 4 mesi e mezzo del 2019 ha lavorato all'interno 17 giorni interi, 22 part-time, gli altri 95 è stato assente, partecipando a 211 eventi tra comizi elettorali e incontri non istituzionali. Ma chi comanda davvero al suo posto? Si domanda Repubblica.
E poi ancora sulla Lega, da Bossi al capitano, ecco niente meno che il piano nazista, scrive Claudio Gatti, attenzione all'aggettivo nazista, per infiltrare la Lega. Dal 1900, il libro, naturalmente c'è un libro di Claudio Gatti in uscita per Chiare Lettere, sarà in libreria da giovedì 16 maggio, si intitola I demoni di Salvini, i post nazisti e la Lega, autore Claudio Gatti, che già scriveva inchieste sul Sole 24 Ore. Il piano nazista per infiltrare la Lega. Dal 1985 elementi estremisti ne hanno influenzato le idee, tra loro Borghezio e Savoini, l'uomo dei legami con Putin, scrive Claudio Gatti. C'è anche una terza figura classificabile come post-nazista, appunto il giornalista Savoini, oltre a Borghezio. Quali nomi vengono fatti da Claudio Gatti? Il contributo essenziale lo ha dato Andrea Sciarra, ingegnere elettronico, oggi manager di una multinazionale. Andrea Sciandra, chiedo scusa. Chi spinge Sciandra a muoversi si chiama Maurizio Murelli, un ex neofascista, negli anni 70 condannato a 17 anni per l'uccisione di un agente di polizia. Chiedersi se Salvini sia fascista è inutile, è un errore. Salvini non ha mai avuto un credo politico, la facile smentita può estinguere un dibattito che però è necessario e deve essere indirizzato lungo altri binari. La vera minaccia non viene da legami con i neofascisti, ma dall'influenza che hanno esercitato i post-nazisti nell'entourage di Salvini, un'influenza che si ricostruisce in questa inchiesta, il libro I demoni di Salvini di Chiare Lettere. Essenziale il contributo di una gola profonda, scrive Claudio Gatti, che mi ha aiutato a ricomporre i tasselli di un complotto, ordito da un manipolo di ex neofascisti e neonazisti che sono divenuti post-nazisti. Che questo sia il termine più appropriato me l'ha fatto capire una persona che ha partecipato al piano di infiltrazione della Lega. Questa persona appunto si chiama Andrea Sciandra, ingegnere elettronico, manager di una multinazionale. Lo spinge a muoversi Maurizio Murelli, ex neofascista già condannato. In carcere Murelli conosce la crema della destra eversiva e, essendosi reso conto che quello del neofascismo è un vicolo cieco, intraprende la via del sacerdote e non più quella del guerriero. Apre una casa editrice a Saluzzo, Cuneo, lancia la rivista Orion. Assieme a Sciandra, Murelli conclude che per dare continuità ai pilastri del pensiero fascio nazista, tradizionalismo, nazionalismo, autoritarismo e razzismo, occorre un nuovo veicolo politico. L'obiettivo, spiega Sciandra, era individuare l'essenza dello spirito guerriero del nazismo e trovare una nuova rappresentazione. La Lega Nord, Marco Battarra, collaboratore di Murelli, ricorda: nell'85 la Lega ha fatto la prima riunione a Milano. Contando Bossi eravamo in 9, di cui 2 di Orion, 9 persone in tutto, intorno a un tavolo a casa del primo segretario della Lega, Milano, e i primi manifesti della Lega stampati nella tipografia di Murelli. E poi entra in campo Alberto Sciandra in quella che era Piemonte autonomista dell'89 e via dicendo. Poi c'è Savoini, insomma c'è dei bei nazistoni qui, c'è un filone corposo di nazismo dentro la Lega. Mentre a pagina 11 Zingaretti dice: non lasciamo alla Chiesa la lotta alla povertà, il riattivamento, la riattivazione dei contatori elettrici. Meraviglioso, dice Zingaretti, il gesto delle elemosiniere del Papa, ma sulle diseguaglianze noi ci siamo. Lunedì riapriremo il circolo PD a Casalbruciato. La chiusura di 23 pagine Facebook è la riprova che è in gioco la democrazia. Il confronto politico di Lega e 5 Stelle non è su idee ma fake news. L'odio di Salvini è vergognoso e inadeguato. L'odio individua il capo espiatorio e non crea neanche un posto di lavoro. Veloci ragazzi. Andiamo a pagina 19 di Repubblica, tutti a lezione da Lucano Superstar. Gli applausi degli studenti alla Sapienza per l'ex sindaco di Riace. Siamo l'onda rossa, fermeremo quella nera, dice Lucano. Altra intervista su Repubblica al segretario di Stato e ministro degli esteri del Vaticano, insomma Parolin. L'Occidente dovrà chiedere scusa a Papa Francesco. È giusto dare più attenzione anche a chi in passato ne ha avuta meno, come i popoli dell'Asia. In Cina solo un abitante su 4 sa chi è Gesù. Si dovrebbe capire di più questa geopolitica del pontefice, dice ancora Parolin. Mentre da Repubblica vi segnalo l'articolo sulla resa di Cutolo, firmato da Paolo Berizzi: meglio morto che vedere mia figlia da un vetro, dice: oh professore, l'ex boss di Camorra mai pentito, dopo 56 anni in carcere è irriconoscibile e rassegnato. Il suo unico pensiero è Denise, tra pochi mesi non potrò più abbracciarla
Preferisco un'iniezione letale. Raccolte online 100.000 firme per i domiciliari. È giusto che paghi, dice il legale, ma dopo tutto questo tempo si possono trovare altre forme. E lasciamo Repubblica con una ultima segnalazione dalla pagina economica. Tiscali torna al passato e riparte da Soru, il fondatore e ex presidente della regione Sardegna. La società pioniera di internet in Italia punterà solo sul mercato retail. L'ex governatore sardo, di nuovo amministratore delegato, ammette: avevamo fatto troppa finanza. Fu il primo operatore ad aver introdotto l'accesso gratuito a internet, costringendo anche i concorrenti ad abolire l'abbonamento fisso, che nel 99 era 200.000 lire all'anno. Tiscali era arrivato a valere in borsa più della Fiat, capitalizzazione da 18 miliardi. Da allora è cambiato il mondo. E da Repubblica vi segnalo ancora, a pagina 59, il pezzo di Concita De Gregorio, la sua rubrica invece Concita, irriconoscibile l'Italia dal sud. Cara Concita, ti scrivo perché smarrito. Non avrei mai immaginato che a 51 anni mi sarei ritrovato a vivere in un paese intollerante, razzista, pieno di livore. È insensato e surreale. Come uomo del sud pugliese ricordo la gara di solidarietà in cui la mia gente si impegnò per alleviare le sofferenze dei 20.000 albanesi giunti nel 91. Quella sì che fu un'invasione. Ora è tutto cambiato, tutto chiusura, muri, ritorno alla tribù. Non capisco coloro che se la prendono coi rom, i migranti, chi ha la pelle nera. È la lettera di Luigi Guida, 51 anni, scrive da Barletta a Concita De Gregorio. Lasciamo Repubblica con l'inserto sulla salute, medicina, benessere e ricerca. Sotto pressione. Qual è la pressione ideale? Come si misura correttamente? Secondo le ultime linee guida europee bisogna attestarsi sui limiti inferiori, perché cuore e cervello rischiano di meno, ma si continuano a fare tanti errori nella scelta del trattamento e anche nella rilevazione, scrive Repubblica. Andiamo alla Stampa. La Stampa che apre con questo titolo: la Lega adesso apre il fronte cultura. La Gioia, il direttore del Salone del Libro, se ne va dal Salone, ha censurato Casa Pound. Ma io, dice il direttore, rispondo solo ai 150.000 lettori del Lingotto. In Piemonte ci sarà la battaglia decisiva il voto di maggio, scrive Marcello Sorgi. L'orizzonte cinese di Francesco lo commenta il cardinale Parolin, l'abbiamo già visto anche sulla Stampa la questione, e poi l'elemosiniere del Papa che rischia un'indagine per furto di energia. I nuovi satrapi è il titolo della rubrica attuale del Buongiorno di Mattia Feltri. Abbiamo un problema, un pochino ha a che fare con le case editrici di destra nerboruta in collegamento col Ministero dell'Interno, con la rimozione di striscioni di garbato dissenso e col sequestro di telefonini col selfie birichino. La tendenza è di un Parlamento poi che ha rinunciato a se stesso per mettersi a disposizione del capo salito al governo. Non approva leggi, non le propone, si limita a bollinare decreti scritti nei ministeri o a discutere senza discuterle le norme di iniziativa della Presidenza del Consiglio. Un Parlamento che dice signor sì. Le legislature scorse si erano rette in piedi almeno con le opposizioni interne, le conseguenti scissioni nel PDL di Berlusconi e nel PD di Renzi. Ora non si vede nulla, sono tappeti stesi, piogge di petali. Figuriamoci quando dovessero inserire il vincolo di mandato, cioè l'obbligo costituzionale di obbedire al boss. La faccenda prende pieghe parossistiche. Il Movimento 5 Stelle decide chi potrà candidarsi e chi no in base al reddito. Salvini si scrive un decreto sicurezza bis nel quale attribuisce a sé ulteriori poteri nel controllo dei porti e poteri ulteriori alla polizia nella repressione di manifestazioni ostili. Per dirla liscia, si inventano leggi per come gli gira e se le applicano, se le costituiscono su misura e se le fanno rispettare. Quando il potere esecutivo e quello legislativo passano sotto un unico controllo, senza che nessuno abbia voglia di contrapporsi, è in quell'istante che le democrazie diventano illiberali. Sempre dalla Stampa poi, Salone del Libro, come dicevamo, la Lega attacca, il direttore si deve dimettere. A chiedere la testa è Fabrizio Ricca, segretario della Lega Torino in corsa per un posto in regione. Deve dimettersi e deve fare lo stesso il direttivo. Non è accettabile che il direttore di un evento importante come il Salone del Libro, in crescita, con credibilità democratica internazionale da difendere, faccia partire un boicottaggio contro lo stesso evento che organizza. Il tema è la cacciata della casa Altaforte, la casa editrice vicina a Casa Pound. Non ho censurato nessuno, rispondo a 150.000 visitatori, dice il direttore
La Gioia. Se non ho capito male, non è la Lega come partito, ma un suo capogruppo ad aver sollevato la polemica. Dialoga con tutti, alle polemiche risponde la forza del Salone del Libro. Ho firmato un contratto 2 anni. A pagina 4 della Stampa poi c'è l'intervista a Elisabetta Sgarbi, editrice della Nave di Teseo. La Gioia non è in discussione, la politica lasci stare la cultura. Era contraria all'esclusione di Altaforte perché c'era un accordo, andava rispettato, ma il direttore ha fatto un lavoro straordinario per apertura, inclusione e qualità. L'antifascismo non si esercita censurando editori e libri con circolazione limitatissima. Il successo della fiera è merito di una testa pensante. Alla Lega suggerisco di parlare con i cittadini di Torino, chiedere loro cosa pensano del Salone e di La Gioia, dice la sorella di Sgarbi. Intanto vi segnalo anche dalla Stampa l'intervista a un monsignore controcorrente nella Chiesa Cattolica rispetto ai Krajewski e rispetto agli illuminatori. Non soffrono soltanto i migranti, dobbiamo aiutare tutti gli uomini, dice Monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara. Le leggi vanno rispettate, imporre visioni ideologiche è tradire la Chiesa. Siamo chiamati a essere solidali con ogni persona che viene al mondo. Il primo modo di assumersi la sfida della povertà è annunciare Cristo. La Chiesa non può avere come unico pensiero poveri e migranti, deve dedicarsi a tutti gli uomini, alle varie sofferenze, anche di chi è vicino, non solo di chi arriva da lontano, e soprattutto ogni esponente deve rigorosamente rispettare le leggi, dice l'arcivescovo emerito di Ferrara, teologo, considerato un prelato tradizionale. Le sue parole rappresentano i malumori di alcune sacre stanze e di certa parte del mondo cattolico conservatore per l'eccessiva concentrazione di Papa Francesco verso temi sociali. Mal di pancia cresciuti dopo l'azione delle lemosiniere Krajewski che ha riattivato l'energia nello stabile occupato a Roma. Un gesto umanitario disperato, ha detto l'Osservatore Romano. C'è chi dice che la Chiesa di Bergoglio sta esagerando l'attenzione sui poveri e gli scartati. Noi non possiamo avere come unico problema e anche determinante quello dei migranti, dice Negri. Dobbiamo pensare a tutto l'uomo, tutti gli uomini, ogni situazione. Siamo chiamati a essere solidali con ogni persona che viene al mondo, a cui abbiamo il dovere di proporre Cristo. Non si deve smarrire l'identità della nostra fede, che non è un rincorrere i problemi del mondo affannosamente, cercando di rimuoverli ansiosamente. Il cristiano affronta le circostanze con la serena fiducia di saperle leggere secondo la loro profondità e contribuire a risolverle, dice Monsignor Negri sulla Stampa di Torino, dalla quale vi segnalo anche il reportage di Francesca Paci da Atene. Nella Grecia piegata dall'austerity, la classe media si sposta a destra. Il premier Tsipras è riuscito a far uscire il paese dalla bancarotta, ma la borghesia ha visto dimezzare il potere di acquisto degli stipendi, scrive La Stampa. 35% Nuova Democrazia, partito della destra, nei sondaggi è dato appunto al 35%. Siriza, la formazione di Tsipras, a 10 punti, 25%, scrive La Stampa. Mentre Trump elogia il sovranista Orban, sull'immigrazione fa la cosa giusta, dice il presidente americano. Un vertice alla Casa Bianca tra Trump e Orban. È controverso come me, ha detto Trump, bene così. È un solido alleato della NATO e un difensore dei cristiani, ha detto Trump. Che parolacce che dice il presidente degli Stati Uniti. Viktor Orban, premier dell'Ungheria, ha detto siamo vicini su temi come le migrazioni, ma anche sul terrorismo. Va ora in onda lo spazio Qui Parlamento. Ed eccoci come al solito all'interno della rassegna stampa al Qui Parlamento. Con noi questa mattina Vito Comencini, deputato veronese della Lega e segretario della Commissione Affari Esteri. Proprio da due notizie di esteri abbiamo sospeso la rassegna stampa. Buongiorno a Vito Comencini e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, è la settimana della manifestazione di sabato. Secondo lei ci saranno tanti striscioni appesi ai balconi di Piazza Duomo, visto che la polemica sulla rimozione degli striscioni è l'ultima di giornata? Come la vede? Credo che ci saranno tanti striscioni di sostegno, quelli sicuramente, e tante persone in piazza a sostegno di Matteo, della Lega e di tutto il fronte, diciamo, identitario europeo, perché sarà una manifestazione ormai evidente non più solo italiana, non più solo della Lega, ma di tutta l'Europa identitaria, insomma, con i vari ospiti e persone anche militanti, sento che vengono da tutta Europa a sostenere
una battaglia che la Lega a guida appunto di questa grossa coalizione si appresta a fare, quindi questo sarà quello che emergerà di fatto. Dopo ovvio che qualcuno cerca in tutti i modi di tirare fuori il pelo nell'uovo, come si suol dire, per far vedere che c'è dell'altro, che c'è qualcosa che non va, che non piace, che qua, che là. In realtà penso che nei fatti quello che emergerà sarà questo. Ecco, manifestazione a Milano, dicevamo sabato, ci saranno anche esponenti di movimenti politici alleati della Lega. Molti dicono comunque avranno la maggioranza i soliti. Secondo lei sarà così? Queste previsioni sono fondate in quanto al voto in Europa? Credo che ci saranno delle grosse sorprese. Insomma, è evidente che ci sono dei paesi come l'Italia dove sono partiti come la Lega che sono sempre più forti e arriveranno con una grande forza nel Parlamento europeo finalmente a cambiare delle cose. Ci sono dei movimenti che sono nati da poco o che emergeranno proprio da queste elezioni europee e che hanno le nostre stesse linee, i nostri stessi valori e che vogliono appunto cambiare l'Europa come la vogliamo noi. E quindi sicuramente da questo punto di vista è inevitabile un cambiamento, è inevitabile una svolta, anche perché si parla del futuro ormai dell'Europa, insomma, che non si può più cambiare dopo, cioè o cambiamo adesso o non cambiamo più, quindi credo che questa svolta ci sarà e penso che comunque anche i risultati recenti in alcuni paesi hanno dimostrato che questa ondata c'è ed è inevitabile, come ripeto, che guardasi anche la Spagna con Vox, appunto sono partiti che se ci si pensa un attimo, cioè praticamente non esistevano nemmeno prima, quindi sono risultati questi che valgono doppio, triplo, perché insomma contro un partito che da tempo comunque che lavora per crescere, contro un partito che nasce quasi dal nulla, ma evidentemente tocca i tasselli giusti, comunica nel modo giusto e la gente comprende che l'unica possibilità è appunto votare questi movimenti identitari. Comencini, oggi c'è su un giornale un riferimento al programma della Lega per le europee che insomma è riassumibile in estrema sintesi in una semplificazione di questo tipo, cioè poche come dire, linee programmatiche vere e proprie, le famose B, meno barconi, cos'è che è? Meno banchieri, meno burocrazia. E qualcuno appunto dice è un po' poco come programma. Ecco, il programma invece secondo lei i cittadini ce l'hanno chiaro in testa, visto che al di là dei ponderosi tomi che nessuno ha mai letto, dei programmi alla fine no? Esatto, credo che prima di tutto i cittadini abbiano bene in mente quello che è stato purtroppo le istituzioni europee fino a questo momento, quello che hanno cercato o ci hanno imposto in maniera appunto dannosa, e quindi innanzitutto non vogliono più questo, quindi già questo è fondamentale. E rovesciare questo e vedere quello che deve essere veramente l'Europa, si deve sicuramente partire da poco cose ma chiare e semplici ma fondamentali, insomma, che appunto tra queste in primis c'è la difesa dei confini, il controllo delle frontiere e quindi rimandare a casa chi è venuto qua solo per delinquere o per occhiare in qualche albergo o altro, insomma. Quindi è chiaro che questa deve essere la base di partenza, dopodiché se si mette alla base, come ha fatto la Lega a livello nazionale, il buon senso di valutare le differenze, le peculiarità dei territori, del lavoro, della cultura, di tutti gli elementi che sono a base delle varie economie dei vari paesi, con una seria cooperazione, chiaramente le cose cambiano inevitabilmente. È ovvio che l'Europa, ad esempio, fino a questo momento era stata quella che ci voleva ad esempio imporre a noi, all'Italia, di produrre i formaggi, i prodotti caseari con il latte in polvere. È ovvio che se l'Europa era questa o dovesse ancora essere questa, chiaramente è un'Europa che va a distruggere i territori, va a distruggere le peculiarità e ad esempio l'agroalimentare nel nostro caso. L'Europa deve essere quella che con buon senso, se l'Italia ha delle peculiarità, non a caso noi diciamo prima l'Italia, prima gli interessi del nostro territorio e della nostra gente, se invece ha attenzione a questo, chiaramente può veramente essere di aiuto o almeno non andare a danneggiare gli interessi del nostro paese, della nostra economia. E come con noi, con tutta l'Europa, chiaramente, ognuno ha delle economie, delle situazioni diverse, delle esigenze diverse, e quindi è in questa maniera che deve comportarsi l'Europa, non
cercando di uniformare, di imporre a tutti quanti le stesse regole, le stesse vincoli, le stesse ingiustizie alla fine, perché in questa maniera diventano a tutti gli effetti ingiustizie. Ecco, Comencini, ancora 3 argomenti. Il primo, glielo chiedo subito, ha a che fare con la sua funzione di segretario della Commissione Affari Esteri. Di cosa si va discutendo adesso in Commissione? Poi torniamo invece brevemente sull'attualità per chiudere la nostra breve conversazione, e come sempre è utile, credo, entrare un pochino meglio anche nelle cose che leggiamo sui giornali e di cui diamo conto qui in rassegna stampa. Quindi, che cos'è all'ordine del giorno, di cosa si discute in Commissione Affari Esteri? Ma adesso abbiamo, diciamo, le cose più imminenti, che sono in particolar modo le missioni diciamo militari, che in parte se ne occupa la Commissione chiaramente Difesa per quello che riguarda l'aspetto militare, in parte invece se ne occupa chiaramente la Commissione Esteri, in particolar modo per la cooperazione, quindi andremo a rinnovare ma anche a rafforzare questi aspetti, perché riteniamo sia fondamentale, come abbiamo sempre detto, appunto aiutarli a casa loro, e anche in questo senso missioni significa talvolta appunto cooperazione nei paesi dove ci sono determinate problematiche, e cercando di aiutare lo sviluppo là, chiaramente anche rafforzando la nostra presenza attraverso le strutture diplomatiche, consolari, quant'altro, ma anche gli investimenti chiaramente in maniera intelligente, da evitare assistenzialismo inutile. Sono delle cose fondamentali che adesso appunto andremo a rinnovare ma anche a rafforzare, per andare in questo senso, come dicevo, per evitare che ci siano questi continui appunto flussi di immigrazione che poi talvolta appunto poi creano gravi problemi a tutta l'Europa. Altra questione, lei è veneto, il Veneto, lo ha ricordato oggi Zaia sul Corriere della Sera, ha votato un bel po' ormai di tempo fa, Zaia ha fatto il conto esatto, sono 530 giorni dal referendum veneto, 2.300.000 cittadini hanno chiesto maggiore autonomia secondo le forme previste dalla nostra Costituzione. La ministra Stefani vuole portare il disegno sulle autonomie al prossimo Consiglio dei Ministri. Di Maio oggi su Repubblica dice: ma lei lo ha visto questo disegno, questo accordo? Noi ancora no, io ho visto solo un'informativa di una paginetta, un punto di incontro si troverà, ma non si pensi di spaccare il paese in due. Se un cittadino deve curarsi al centro o al sud, deve usufruire degli stessi servizi e delle stesse tecnologie, e lo stesso vale per l'istruzione. Ora, che ci siano differenze è già così oggi, dice per esempio ancora una volta Zaia al Corriere della Sera, ma al dunque, si arriva a questo punto di soluzione o no? Perché comunque anche Di Maio dice un punto di incontro si troverà. Ma per carità, punto d'incontro cioè, può anche essere una cosa positiva, ma vuol dire tutto e niente. Voglio dire, il popolo veneto si è espresso in maniera chiara. Mi scusi Comencini, poi mi scusi, mi inserisco ancora, poi lascio il commento, però il punto di incontro, per conto mio, è il documento che c'è già, l'intesa fra lo Stato e le regioni, no? L'abbiamo letto tutti. E allora, se la Costituzione prevede una procedura di quel genere, il Parlamento deve solo votarla, non mi sembra che siamo davanti a un problema insormontabile. L'incontro c'è già stato tra le regioni e il governo, come prevede la Costituzione. Chiaro. No, condivido pienamente, e credo che non dovremmo neanche più essere qua a discutere, credo che si dovrebbe passare ai fatti concreti e anche soprattutto approvare questa cosa nel rispetto del popolo che ha deciso, che ha voluto, che da diverso tempo, perché poi chiaramente si parla del referendum, ma voglio dire, bisogna ricordare che il popolo veneto ha una lunga storia, insomma abbiamo avuto 1000 anni di Repubblica Serenissima, abbiamo avuto il plebiscito cosiddetto truffa, che appunto non a caso 150 anni dopo, più di 150 anni dopo, abbiamo voluto, tra virgolette, rifare, chiaramente con una formula diversa, e quindi credo che sia nel rispetto di tutto questo che non la senta Di Maio con dare l'autonomia al Veneto, insomma con dare le materie di competenza che richiede, come prevede tra l'altro la Costituzione, quindi continuare a paventare un rischio di spaccatura dell'Italia credo che sia rischi di diventare ridicolo ormai, nel senso che la Costituzione lo prevede, quindi evidentemente non si parla di un atto contro la Costituzione. E diciamo che appunto è previsto dagli accordi, quindi insomma mi sembra abbastanza assurdo continuare questa ipotesi. Poi appunto, come ha detto Zaia,
è assurdo dire rischia di esserci 2 Italie, ci sono in questo momento, voglio dire. Ci sono anche 3 o 4 di Italia come minimo. Sì, voglio dire, Zaia quando fa l'esempio appunto dei comuni della Calabria che sono in gran numero, sono appunto in dissesto di bilancio, è evidente, insomma in questo momento c'è qualcosa di grave che non funziona, come voglio dire da decenni la Lega ha sempre denunciato, ed è così, insomma se vogliamo migliorarla il segreto è sicuramente quello della responsabilità. Noi la nostra responsabilità come Veneto ce la vogliamo assumere di gestirci le risorse che in questo momento gestisce lo Stato centrale su alcune competenze. Se dopo altri lo vogliono fare, ben venga, noi non è che siamo contro l'autonomia della Campania o voglio dire o di altre regioni che tra l'altro l'hanno già chiesto, come appunto la Lombardia, l'Emilia e altre regioni che si stanno apprestando a chiederla, ben venga, però voglio dire non ci deve essere innanzitutto impedito a noi di avere quello che il popolo ha chiesto e che con un senso di responsabilità, come dicevo, vogliamo assumerci di fare, perché alla fine non è che chiediamo la luna nel pozzo, chiediamo semplicemente di poter gestire al meglio e autonomamente quello che sappiamo e riteniamo di saper gestire. Ecco, Comencini, l'ultima questione si riallaccia parzialmente a questa, perché tutti i giorni, ma credo da quando è nato sto governo, noi leggiamo sui giornali che crolla, che non vanno d'accordo, che sono 2 incompatibili, che fanno schifo, che non sanno niente, che sono impreparati e compagnia. Beh, tutto, abbiamo letto di tutto e continuiamo a leggerlo. Anche oggi ce n'è un'altra, quella appunto degli striscioni, quella di Di Maio che dice a Salvini c'è troppa tensione, avrebbe detto, poi tu leggi l'intervista, non è propriamente così. Insomma, sintesi, Salvini dice qua duriamo 4 anni, oggi Di Maio su Repubblica, la stessa Repubblica che dice, che mette nel titolo un titolo di contrapposizione con la Lega, in realtà Di Maio dice non è che si può continuare, si deve continuare, abbiamo 4 anni per mantenere quello che abbiamo promesso. Allora, sono tutte palle o si continua veramente secondo lei? Così detta un po' brutalmente. Noi siamo agli ordini chiaramente del capitano della Lega per quello che da buoni soldati ci viene chiesto e dobbiamo fare. Dopodiché l'auspicio e la partenza del governo era proprio per durare 5 anni, l'auspicio chiaramente è giusto che sia ancora anche questo, va anche ricordato, ma chiaramente essendo in campagna elettorale immagino che spesso sia difficile ricordarlo, insomma le tante cose comunque buone che siamo riusciti a fare in questo anno mi sembrano spesso sottovalutate, invece sono veramente cose importantissime, dal aver comunque fermato per la gran parte l'invasione clandestina, aver comunque elevato il livello sicuramente di sicurezza, aver introdotto quota 100, quindi iniziato a smantellare la legge Fornero, tante cose importantissime e quindi partendo da quelle se ne abbiamo fatte tante di buone fino adesso, sicuramente ne potremo fare altrettante nel proseguo, insomma, ecco, questo sicuramente siamo convinti. Dopodiché chiaramente strada facendo vedremo, perché giustamente ognuno all'interno di questa contratto di governo ha la propria dignità, la propria volontà di proseguire su determinate battaglie a cui tiene maggiormente, e noi saremo coerenti con quello che abbiamo detto e abbiamo sempre fatto. Vedremo come si comporteranno anche gli alleati, chiaramente. Bene, allora io ringrazio Vito Comencini, deputato veronese della Lega, segretario della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Buona giornata Comencini, grazie mille e buon lavoro. Buona giornata. Qui Parlamento. Torniamo alla rassegna stampa con il tutto salute della Stampa di oggi, che ci presenta un'immagine che vista così potrebbe anche sembrare un po' simpatica, ma letta la didascalia diventa mostruosa. Sono scimmie transgeniche made in China. Hanno ricevuto un gene umano associato allo sviluppo del cervello. Però pensate che bello, cioè se uno è un cretino e gli mettono un gene che lo fa diventare un genio, bellissimo, no? L'umanità migliorerebbe, o no? Dico una stupidaggine ovviamente. Una mini scossa e la memoria ritorna, sono i test che rivoluzionano le idee sul cervello. Aprile 2019, il mese delle scoperte neuroscientifiche. Ogni mese è il mese delle scoperte neuroscientifiche, scrive Henry Greeley, Stanford University, il tutto salute della Stampa di oggi. Perché? Perché decine di migliaia di ricercatori nel mondo costantemente mettono a punto nuovi strumenti. La stragrande maggioranza delle scoperte non è notata fuori dalla cerchia degli specialisti, a volte i risultati però fanno
notizia. L'8 aprile è stata data notizia su Nature Neuroscience che dare corrente elettrica al cervello per 25 minuti ha invertito il declino della memoria di lavoro derivante dall'invecchiamento. I ricercatori hanno testato 42 ventenni, 42 anziani. E quindi i test che rivoluzionano le idee sul cervello. La mini scossa, e qualcuno potrebbe dire cos'è un elettroshock, naturalmente applicato ai tempi moderni, non è l'elettroshock di infelice memoria. E la memoria ritorna. La stampa la lasciamo, andiamo a questo bellissimo titolo del quotidiano nazionale che dà voce a quelli che hanno avuto la luce riattaccata dal Cardinale. Pagheremo la luce a rate come i 49 milioni della Lega. Questo è un bellissimo paragone. Viaggio nel palazzo dove Monsignor Krajewski ha riallacciato i contatori agli abusivi, mentre a pagina 10 del quotidiano nazionale la nostra amica Azzurra Barbuto, che era l'ospite giornalista di oggi, ci sta dando il 2 di picche, quindi non riusciremo forse a parlare con lei stamani come era preventivato, peraltro su un argomento, la mafia. Sono vissuta vicino all''ndrangheta, vi racconto cosa succede, perché, del quale appunto Azzurra ha parlato su Libero e oggi riprende l'argomento mafia, come vedremo dopo. Intanto c'è da segnalare sul quotidiano nazionale Giorgia Meloni intervistata come prima firmataria della legge sui seggiolini salva bambini, uno schiaffo ai nostri figli, il ritardo è tutta colpa del governo, la legge si è arenata, a settembre 2018 il disegno di legge per rendere obbligatori i seggiolini salva bimbi diventò legge, che al momento è inefficace, mancano i decreti attuativi e tutto il resto. L'obbligo dei seggiolini salva bebè in auto per i piccoli sotto i 4 anni slitterà di un anno, obbligo e sanzioni dovevano entrare in vigore dal 1° luglio. Se tutto va bene, dovremo aspettare almeno settembre. La legge fa scattare l'obbligo di utilizzare seggiolini con dispositivi anti-abbandono, dovrebbe essere varata a ottobre prossimo, ma il decreto attuativo è sempre fermo in bozza. È uno dei tanti decreti attuativi. Poi c'è anche il distributore di cannabis light. Siamo a Como, in pieno centro, shopping automatico, basta avere 18 anni. L'ira della Lega in comune, ma il gestore dice: è tutto in regola. Lasciamo con ciò il quotidiano nazionale, andiamo alla Verità. La Verità si apre con l'articolo di Maurizio Belpietro sulla carità pelosa del Vaticano, nuova teologia della liberazione dalla bolletta. Con il colpo di mano sui contatori della ACEA, l'elemosiniere del Papa legittima azioni illegali e si arroga il diritto di fare beneficenza col portafoglio altrui, senza la decenza della discrezione. A centropagina invece abbiamo l'articolo di Francesco Borgonovo, utile la strage in moschea, dimostra che non solo l'Islam è violento, sono le illuminate parole del premio Nobel Wole Soyinka, nigeriano, uno scivolone da Nobel. La strage in moschea diventa utile se giova all'Islam. Soyinka cade nella trappola del buonismo e sfrutta il massacro per sostenere che tutte le religioni sono violente. Secondo lo scrittore nigeriano, il politicamente corretto è una tendenza sociopolitica senza spina dorsale che va eliminata. Un po' schizofrenico, diciamo, il soggetto, mentre chiudiamo la prima pagina della Verità con il professor Marco Lombardi. Viva gli alpini, ma non confiniamoli nel passato, combattono ancora, nasconderlo è un errore grave, scrive il professor Lombardi. L'associazione non ha più il rinnovamento che veniva garantito dalla Naia e c'è l'insidia del politicamente corretto che nasconde le storie di guerra, ma i nostri soldati combattono in tutto il mondo. In Afghanistan Fiorito e Polsinelli, alpini, sono stati ammazzati. Barisonzi è stato ferito gravemente. Avevano la divisa del reggimento delle Penne Nere. Al raduno nazionale ho visto solo reduci di caserma o in carrozzella. Nessun canto o striscione dedicato agli eroi del tempo attuale, di oggi, sottolinea giustamente il professor Lombardi. Mentre a pagina 2 della Verità, soldi in nero, parti in discoteca nel palazzo occupato sequestrando un vigilante. Gli antagonisti del palazzo dove il cardinale ha riacceso la luce nel 2013 presero possesso dello stabile con la forza, scrive Ignazio Mangrano. Da allora chi ci abita paga una quota con la quale il centro sociale finanzia notti bianche e DJ set. E scrive ancora sulla Verità Sarina Biraghi: a Roma vige la legge di Tarzan, tutto gratis per gli abusivi rossi. Andrea Alzetta, detto Tarzan, è il leader degli abusivi, il leader dei disobbedienti che guida le occupazioni, superato a sinistra dal cardinale. Il suo nome compare nelle intercettazioni di Buzzi e Carminati. Diamogli 5.000 euro a questo bello occupatore.
E sempre dalla Verità di oggi, Fabio Amendolara si occupa di Mimmo Lucano alla Sapienza di Roma, i suoi incitano all'odio, il sindaco sospeso di Riace nell'università che aveva chiuso le porte a Ratzinger. I tifosi del pluriindagato sindaco invocano la strage di italiani, 10, 100, 1000 H la Renzi, urlavano i sostenitori di Mimmo Lucano. Aspetto parole di dura condanna, ha detto il senatore forzista Maurizio Gasparri. C'è poi un altro articolo curioso sulla Verità, il disprezzo del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, per la bandiera che gli può costare 2 anni di galera. Ha usato il tricolore come uno straccio per pulire una targa. Il sindaco di Bergamo ha commesso vilipendio? E ancora dalla Verità c'è un'interessante intervista di Francesco Borgonovo a Larry Adeyniau, che insegna inglese all'università in Nigeria, docente universitario nato in Africa, arrivato in Italia negli anni 70, che sfida il buonismo sui migranti. Lavora all'Università della Basilicata. Dal 1984 è lettore di inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo. È arrivato in Italia a fine anni 70. Troppi nigeriani compiono crimini, il loro paese li abbandona e tace, dice il docente Larry Adeyniau, che lavora in Basilicata. Appunto, tanti connazionali si comportano male, sporcano la nostra immagine, non dovrebbero venire in Italia. La Nigeria non è in guerra, non ci sono bombe come in Siria, si parte per motivi economici e le autorità africane tacciono di fronte a questa situazione per non ammettere i propri errori, dice il docente universitario di origini nigeriane dell'Università della Basilicata. E ancora, primo piano sulla Verità, i Lombard, cioè la Lega sul presidente dell'Inps Pasquale Tridico. L'Inps è nel caos come con Boeri, applicate vecchie circolari superate perfino dalla legge Fornero. Sottosegretario al lavoro leghista Durigon dice: si sono creati problemi a quota 100 e benefici ai pensionati d'oro. Il taglio delle pensioni d'oro voluto dai 5 Stelle ha un buco. Dalla sforbiciata in arrivo a giugno saranno risparmiati i pensionati che hanno cumulato i contributi. Non era questa la filosofia della norma. Così il sottosegretario leghista al lavoro Durigon, che ha espresso il disappunto puntando il dito contro l'Inps che sta interpretando male una legge. Ho sentito l'Inps per verificare gli aspetti tecnici, dice Durigon. Inps sta applicando vecchie circolari che prevedono 35 anni almeno di contributi effettivi per andare in pensione, escludendo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia. Per il sottosegretario il problema è chiaro. La legge del 69, la 153 per le pensioni di anzianità, che sta seguendo l'Inps, è stata superata dalla Fornero. Qui c'è solo un problema di errata interpretazione dell'Inps, un'anomalia, la discuterò col presidente. È come se all'istituto ci fosse ancora Tito Boeri, dice Durigon. Dalla Verità però vi segnalo anche l'articolo di Giacomo Amadori su i paladini della lotta alle fake news che vanno a processo per notizie farlocche. Sono quelli dell'Espresso, Repubblica e La Stampa, i giornalisti del gruppo Gedi di Carlo De Benedetti, Espresso, Repubblica e Stampa. L'Espresso in particolare deve rispondere di una falsa intercettazione, diffamato Rosario Crocetta, ex governatore della Sicilia, che diceva la Borsellino va fatta fuori, l'intercettazione era falsa. Fake completamente, mentre Renzi applaude la retata di Facebook, pensiero unico, scrive Martino Cervo, il social network chiude 23 pagine su indicazione dell'ONG Avaz. Il PD esulta, senza fake news come sarebbero andate le elezioni? L'ex premier Renzi chiede la commissione di inchiesta, ma gruppi milionari privati possono vigilare sull'informazione? Sono i poliziotti delle notizie che danno i voti ai giornalisti. Poi l'altro articolo di Antonio Grizzuti, arriva NewsGuard, la app che valuta la presunta affidabilità dei mass media. 1984 di George Orwell. Sbarcano in Italia i guardiani delle notizie. Si corre, il pensiero corre al Ministero della Verità, appunto descritto da George Orwell. Chiudiamo con Daniele Capezzone che si occupa di banche. Fatto il decreto, trovato l'intoppo, il salva sbancati vale pure per Carige. Il Ministero dell'Economia approva il documento attuativo e prevede ristori in caso di violazioni massive. Sorpresa, si scopre che riguardano anche gli azionisti della banca genovese. Il fondo interbancario dice no alla conversione dei bond.
Lasciamo con questo la verità, andiamo al Libero. Libero in prima pagina mette l'articolo di Filippo Facci, elemosinieri coi soldi degli altri. La Chiesa Cattolica in Italia possiede 115.000 case e non le dà ai Rom. Con il suo sterminato patrimonio immobiliare, il Vaticano potrebbe offrire asilo a tutti i senza tetto e i profughi nel paese, e invece manda emissari in aiuto di chi occupa proprietà altrui illegalmente. Così Filippo Facci, l'articolo segue a pagina 3. 115.000 alloggi ha il Vaticano, ma non li dà a nomadi e profughi, vuol fare la carità a spese nostre. Il 20% del patrimonio immobiliare italiano, valore 1.000 miliardi, è della Santa Sede, un immobile su 5, una ricchezza immensa per fare beneficenza anche senza violare la legge. E sempre dalla prima pagina di Libero, Vittorio Feltri: non è un obbligo dare il benvenuto a Matteo Salvini, le polemiche sono insensate. Nella mia città qualcuno ha esposto uno striscione con la frase Salvini non sei benvenuto. Leggerlo non avrà fatto piacere, non avrebbe fatto piacere al capo della Lega, ma ciò non giustifica il fatto, ispirato a protervia, che i vigili del fuoco, si ignora da chi sia partito l'ordine, abbiano rimosso la scritta, suppongo perché non si voleva irritare il ministro dell'Interno. La giustificazione non regge. Chiunque, perfino un cretino, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso nei confronti di un politico sgradito. Un conto le frasi irriguardose, accettabili sempre e comunque, un altro gli atti di violenza condannabili, scrive Vittorio Feltri. In ogni caso l'episodio ha scatenato polemiche gratuite. Ho stima di Matteo, le cui iniziative mi trovano d'accordo, il quale tra l'altro gode di largo consenso. Ciò nonostante non credo sia lecito vietare a chi lo contesta di non dargli il benvenuto. E poi c'è l'articolo di Azzurra Barbuto, appunto, che non risponde al telefono per stamani, mannaggia a lei. Ecco perché si diventa mafiosi, la genesi della malavita organizzata. Il tema è interessante perché è uno dei mali italici che condizionano pesantemente il tessuto civile ed economico e del quale alla fine si riflette così, solo astrattamente, no? È normale che a Napoli si succedano certe cose, è normale che a Palermo succedano certe cose, che a Foggia succedano certe cose e che a Milano e a Roma succedano certe altre cose. È normale che là si ammazzi a volte, che qua si ricicli, che qua si inquini. È normale, perché questo è il vero potere indiscutibile, no? Non lo discute mai nessuno sostanzialmente, o no? Con voi cosa ne pensate? Un bel argomentino di dibattito questo sulle mafie. Azzurra, rispondi al telefono per favore. No, aspetta, no, noi dobbiamo a questo punto, sono già le 9:29, bensì, tuttavia, dobbiamo fermarci per un attimo e poi entriamo in pompa magna sulla notizia con i vostri commenti sui fatti del giorno e magari mi viene un'idea anche a me su come animare il dibattito fra chi ci ascolta in maniera naturalmente stimolante, produttiva, partecipativa. Vai di chiusura perché sennò vado avanti a parlare. Sfumami senza che io smetta di parlare perché oggi non ho voglia di lasciarmi così. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi.
A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.it.